Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Sveglia Trieste. Mercoledì 21 maggio faremo rassegna stampa, faremo il punto sul meteo subito, poi ci saranno ovviamente gli ospiti, le vostre mail e le vostre telefonate. Gli ospiti sono Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, mentre il secondo ospite Caterina Conti, segretario regionale del Partito Democratico. Ci sarà però anche il collegamento esterno con la nostra troupe, c'è Bernardo Gulotta dalle 8 in poi, ci interfacceremo anche con lui, vedremo anche dei nostri servizi insieme ovviamente alle notizie della giornata. Andiamo subito a fare il punto sul meteo attraverso il sito dell'Osmer, perché persiste un po' di instabilità in questa settimana. Una debole depressione in transito sull'Italia settentrionale determina appunto stabilità in regione. Giovedì un fronte freddo in discesa dalla Scandinavia porterà un marcato peggioramento del tempo e sarà seguito da aria fredda in quota che favorirà ancora dell'instabilità residua sui monti nei giorni seguenti e ci si attende quindi anche un ulteriore piccolo calo delle temperature. Instabilità che caratterizza la giornata anche di oggi, mercoledì 21 maggio, su pianura e costa cielo è variabile e sulla montagna invece è nuvoloso, possibili rovescio temporali sparsi che si presenteranno fin dal mattino sulla zona montana, mentre sul resto della regione saranno più probabili invece del pomeriggio. Temperature minime tra i 15 e i 17 gradi, le massime tra i 19 e i 21. Netto peggioramento, stando alle previsioni, quindi per la giornata di domani a causa di questa depressione in transito sull'Italia, quindi giovedì 22 maggio avremo un cielo coperto con piogge intense sulle prealpi in pianura, abbondanti sulle Alpi e sulla costa, probabili rovesci e temporali che si presenteranno a più riprese nel corso della giornata. Localmente sarà possibile qualche rovescio e temporale più forte. Sofferà anche il vento di scirocco, sostenuto sulla costa e moderato invece altrove. Temperature minime tra i 16 e i 18 gradi, le massime tra i 19 e i 21. Un miglioramento per la giornata di dopodomani, venerdì 23 maggio, di notte e di primo mattino cielo variabile, in giornata su pianure e costa prevalentemente sereno, mentre sulla zona montana poco nuvoloso per la formazione di cumuli pomeridiani. Sulla costa soffierà bora moderata con raffiche anche sostenute a Trieste nella prima parte della giornata. Temperature minime in netto calo fino a 13 gradi, le massime fino ai 18 e la tendenza per sabato racconta una situazione simile a quella di venerdì, su pianure e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulla zona montana variabilità con maggiore nubi nel pomeriggio quando saranno possibili dei brevi rovesci sparsi. Sulla costa continuerà a soffiare bora moderata, temperature minime tra i 13 e i 15 gradi, temperature massime tra i 19 e i 21 gradi. Mi sposto sulla prima pagina del quotidiano locale Il Piccolo, che apre con la discussione sul terzo mandato, perché si tratta, documento delle regioni a Meloni e il ministro Calderoli, approfondire è doveroso, Fratelli d'Italia è pronto a parlarne. Questa è la lettera indirizzata alla Premier e al ministro dopo la votazione all'unanimità. Un blitz delle regioni che da Venezia lanciano il loro messaggio a Roma sul terzo mandato, con una lettera recapitata alla Premier Meloni e al ministro Calderoli. I governatori chiedono all'unanimità la revisione dei limiti al fine di garantire la democraticità, la legittimazione e l'autorevolezza delle regioni. È doveroso un approfondimento sulla disciplina vigente e quindi nel giorno dell'impugnazione del Consiglio dei Ministri della legge trentina contro il limite dei mandati, le regioni passano al contrattacco e il governo risponde con un'apertura timida ma comunque di segno opposto rispetto a quanto mostrato finora. Pronti a discuterne, fa sapere Fratelli d'Italia. Fedriga, lavoro per trovare delle soluzioni, è quello che ha detto ieri a Venezia appunto per quanto concerne la crisi, sul giornale se ne parla a pagina 7, poi noi vedremo anche il nostro servizio, così come anche ieri sera abbiamo ripreso questo, in Consiglio le opposizioni lasciano l'Aula a pagina 9, la discussione appunto verteva sugli assessori presenti in Aula nonostante la remissione delle deleghe, ne parleremo più tardi, ne potremo parlare anche con gli ospiti. Scuole le novità, la Corsi rientra in sede, Stuparic indirizzata al Molo IV. Buon Natale, sulla lavagna si leggono ancora le scritte in gessetto lasciate dalla terza B della scuola media Guido Corsi alla vigilia delle vacanze natalizie del 2023, prima che l'arredo scolastico fosse imballato e i ragazzini trasferiti nella sede provvisoria allestita in Molo IV. Dopo 18 mesi quella lavagna è tornata al suo posto.
Naturalmente anche il giornale, un omaggio a Nino Benvenuti, in lutto dopo che il campione si è spento all'età di 87 anni. Ecco la foto che ha scelto il giornale. Nino Benvenuti, l'esule istriano che diventò leggenda della boxe. Se ne parla diffusamente alle pagine 2, 3, 4 e 5 del quotidiano, poi leggeremo un po' gli articoli, vedremo i titoli, ma ci sarà anche un nostro servizio che rende omaggio proprio al grande campione. L'allarme: altre auto che sono andate a fuoco, colpita questa volta via Benussi, caccia ai piromani. È un nuovo episodio nella periferia est, non c'è pace dopo quello che è accaduto a Servola lo scorso 9 maggio con 4 veicoli incendiati e altre 2 macchine nel mirino dei piromani o del piromite, quindi l'allarme torna a spostarsi nella zona sopra via Flavia. Sapete, via Benussi è proprio lì a 2 passi, poi vedremo meglio anche questa notizia che comunque abbiamo dato ieri sera. Schianto con lo scooter davanti alla cartiera di Duino, grave un uomo di 39 anni, l'incidente di ieri a pagina 27 del giornale, e andremo a leggere più tardi l'articolo quando andremo sulla pagina della cronaca. Ferriera Lavoratori, Portofranco, Guerrieri porta a Roma le priorità, ne parla il giornalista, il collega D'Amelio, a pagina 13 del quotidiano Il Piccolo. Rapidamente vado anche sulla prima pagina nazionale del Corriere, del giornale nazionale Corriere della Sera, perché giustamente anche loro scelgono di dare un omaggio, ricordare Benvenuti, i pugni, i sorrisi, leggenda Benvenuti. Qui in una foto Nino Benvenuti nel 1968 a New York, dove colpisce alla mascella Emil Griffith e vince il titolo. Poi i due divennero grandi amici e lo abbiamo ricordato anche noi ieri con il nostro servizio di Marco Stabile, che magari fra un po' guarderemo. Spazio anche all'estero, alla tregua, Putin resiste a Trump, lo zar rilancia sulle condizioni, il presidente degli Stati Uniti parla di intesa con Kiev o ci sfiliamo, e l'Europa invece annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni. Meloni invece sente il Papa, Vaticano disponibile per i negoziati, a Londra invece sono inorriditi per quanto succede a Gaza. Conflitto in Ucraina, quindi Trump insiste sulla tregua, Putin rilancia ancora sulle condizioni, è crisi a Gaza e Londra, così commenta, come detto, siamo inorriditi. Se ne parla da pagina 6 a pagina 13 del quotidiano nazionale. Torniamo sul Piccolo e andiamo avanti. Come vedete, ampio spazio per l'addio a Nino Benvenuti, ragazzo di Istria e stella in una notte. L'ex campione olimpico del mondo è scomparso a 87 anni. Che notte, quella notte, erano le 4 del mattino in Italia, una stella italiana dal talento cristallino illuminò il Madison Square Garden. Quella stella si è spenta ieri dopo 87 anni. Giovanni Benvenuti, per tutti Nino se n'è andato lasciando ricordi indelebili delle sue gesta a chi ha avuto la fortuna di poter vivere la sua epopea sportiva. Aveva già vinto un oro olimpico e titoli ridati, ma quella vittoria mondiale dei medi su Emil Griffith consacrò il ragazzo di Isola d'Istria. Nino è stato non solo un pugile dallo stile apollineo, ma anche attore e commentatore televisivo. Gli anni passavano, ma la sua immagine era sempre quella di un uomo vitale, in forma, a dispetto dell'incedere del tempo. Solo negli ultimi anni era scomparso dalle scene, li ha vissuti a casa, in casa di riposo a Roma, la sua città di adozione da decenni. Questa è una foto di Nino Benvenuti sui banchi del Consiglio Comunale di Trieste. Dal sacco di Utah nel magazzino sotto casa, al trionfo al Madison Square Garden, i KO contro Monzon, poi il cinema e la televisione. Una carriera folgorante con una sola sconfitta da dilettante e le corone tra i pro. Questo tutto il ricordo che fa il giornale di Nino Benvenuti. Quell'abbraccio emozionato con Griffith, 40 anni dopo le 3 sfide storiche nel 2010 a Roma, l'incontro, eccolo qui, tra i due fuoriclasse dopo l'invito partito dall'italiano.
Era il 24 aprile 2010, Emil Griffith è malato, le medicine lo aiutano a controllare l'Alzheimer che non gli lascia tregua e il lungo volo da New York con tanto di sfasamento da fuso orario non lo aiuta di certo, eppure quando abbraccia Nino che lo ha invitato in Italia per una rimpatriata a oltre 40 anni dai loro match entrati nel mito, gli occhi piccoli piccoli si fanno virgola bianchi tanto sottile quanto sorridente su quel faccione nero. E l'abbraccio è davvero commovente. 3 anni dopo quell'incontro avvenuto in un anonimo circolo sportivo della primissima periferia romana il 23 luglio 2013, Griffith lascerà il ring della vita. Questo quindi anche il ricordo del loro incontro tra appunto Griffith e Benvenuti. Andiamo avanti sul quotidiano, come vedete ampio spazio, una folla a inseguire una Spider rossa, quella festa a Trieste all'arrivo di Nino da New York, poi anche la raccolta di tutte le parole del campione, tutte le parole che l'hanno reso, le frasi che l'hanno reso celebre. Non puoi non diventare amico di un pugile con cui hai diviso la bellezza di 45 round. Facevamo pugilato perché era una doccia calda gratis. Non avevo ancora 18 anni quando persi mia madre, per me fu un colpo tremendo. Da allora sono sempre salito sul ring con la sua fede legata a un laccio della scarpa. E poi ancora sono andato fino in Argentina per portare la bara di Carlos Monzon, perché uno che mi ha sconfitto 2 volte, se lo meritava. Ci sono storie che non si possono dimenticare, la mia è una di quelle, solo la forza di chi non ha mai abbassato la testa, di chi nonostante tutto ha conservato la propria dignità, di chi non si è mai arreso, ha ridato voce a tutti noi istriani, fiumani e dalmati, anzi italiani, sì perché lo eravamo prima e lo siamo oggi. Il pugilato mi ha insegnato come continuare anche se si è stanchi, mi ha insegnato a sentire il dolore e non esternarlo. Queste le tante frasi raccolte dal quotidiano per ricordare Nino Benvenuti. Ricordo che fa anche la Premier d'Italia Giorgia Meloni con le sue parole di cordoglio, simbolo di un'Italia fiera, questo è il suo commento, così anche Fedriga, esempio per generazioni. Parole di cordoglio da tutta Italia, da innumerevoli voci ieri per la scomparsa di Nino Benvenuti, simbolo di un'Italia fiera, coraggiosa, capace di rialzarsi. L'ha salutato la Premier Giorgia Meloni ricordando come sia stato uno dei più grandi pugili della nostra storia, ma anche molto di più, testimone instancabile della tragedia delle foibe dell'esodo giuliano dalmata. E quindi grazie Nino per i tuoi combattimenti sul ring e per quelli in difesa della verità. L'Italia non ti dimenticherà. Anche il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Bodi non dimentica Benvenuti, forgiato fin da giovane dalla fuga dalla propria casa. Le poche volte che ha perso lo ha fatto con onore ed è stato grande anche quando è sceso dal ring, senza mai tradire l'amore per la box, l'eterna passione. In Friuli Venezia Giulia il presidente della regione Fedriga annota che la scomparsa di Benvenuti, un vero mito, rende questa giornata molto triste per la nostra comunità. Oltre ad essere stato uno dei più grandi campioni che la nostra terra abbia mai espresso, per la sua determinazione straordinaria, per la sua eleganza e per la sua classe dentro e fuori dal ring, Benvenuti è stato un esempio per intere generazioni. Queste le parole di Massimiliano Fedriga, presidente della regione. Vediamo allora il nostro servizio su Nino Benvenuti a firma di Marco Stabile, che abbiamo mandato in onda durante il telegiornale di ieri. Eccolo qua. Ma d'altra parte come si fa a combattersi sul ring e poi dimenticare tutto? No, alla fine poi devi trovarti che sei un amico, perché questo scambio di forza, di pugni, di azioni potenti uno contro l'altro deve poi sfociare in un amore. L'amicizia prima di tutto come valore fondante dello sport, soprattutto nella boxe, la nobile arte dove dopo il combattimento deve prevalere su tutto il rispetto dell'avversario. E questo è l'insegnamento più grande che ci lascia Nino Benvenuti. Scomparso a 87 anni, il nativo di Isola d'Istria, ma triestino d'adozione, è stato a tutti gli effetti una delle leggende dello sport italiano nel mondo. Tempi diversi quelli di Nino, in cui si arrivava a piedi dall'Istria alla città della Bora semplicemente per allenarsi,
spazi in cui grandi incontri si ascoltavano alla radio, immaginando i colpi con la propria fantasia, alla faccia dell'Ultra HD moderno. Campione del mondo dei pesi medi di pugilato e medaglia d'oro olimpica a Roma 60, solo per citare i successi più grandi. La sua rivalità in Italia con Mazzinghi era paragonabile solo a quella fra Coppi e Bartali nel ciclismo, tanto per far capire la portata del personaggio, boxer e idolo delle donne per la sua chioma bionda e il suo portamento elegante. Indimenticabile la storica trilogia di incontri con Emile Griffith, che calamitò l'attenzione mondiale fra il 1967 e il 70, e proprio al grande avversario Griffith, poi diventato amico nella vita, era stata dedicata una delle ultime iniziative di Benvenuti, che aiutò il pugile statunitense alle prese con un problema neurodegenerativo, devolvendo poi a quel tipo di patologie tutti gli incassi della mostra sulla sua carriera allestita a Trieste. Questo è il ricordo di Marco Stabile, il suo servizio su Nino Benvenuti. Noi torniamo sul giornale, abbiamo visto in apertura il terzo mandato, il blitz delle regioni, in un documento la richiesta al governo di rivedere il limite del terzo mandato e Fratelli d'Italia apre alla discussione. Il blitz delle regioni, che dopo 3 giorni dedicati a celebrare il valore dei territori, da Venezia lanciano il loro messaggio a Roma, unico con la formalità e l'ufficialità di una lettera recapitata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ieri assente ufficialmente per un'influenza, e al Ministro Roberto Calderoli. Scrivono i governatori delle 19 regioni e le 2 province autonome italiane in un documento approvato all'unanimità. Al fine di garantire la democraticità, la legittimazione e l'autorevolezza delle regioni, è doveroso un approfondimento sulla disciplina vigente in materia di limiti per gli organi di vertice degli enti territoriali. Un'eventuale revisione improntata a criteri di equilibrio e responsabilità potrebbe favorire una maggiore continuità amministrativa e la valorizzazione delle esperienze di governo maturate, rispettando la volontà del corpo elettorale. E quindi nel giorno dell'impugnazione del Consiglio dei Ministri della legge trentina contro il limite dei 3 mandati, le regioni passano il contrattacco, mostrandosi riluttanti a qualsiasi decisione calata dall'alto e nei limiti il raggio d'azione. Il governo risponde con un'apertura, timida sì, ma comunque di segno opposto rispetto a quanto dimostrato finora. Abbiamo fatto una scelta tecnica per avere un chiarimento definitivo sulla possibilità delle regioni di normare la durata dei mandati dei presidenti. Le parole del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Non c'è nessun problema politico, ma una necessità di omogeneizzare le possibilità che i cittadini hanno di candidarsi per durate certe del mandato, che non vengano cambiate di volta in volta a seconda delle esigenze del territorio. E Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo del partito, conferma: noi di Fratelli d'Italia siamo molto laici sul terzo mandato, ma siamo convinti che ciascuna regione non possa scegliere per conto suo. Il CDM ha votato su un punto che ha a che fare con la coerenza nazionale. Non è possibile che in alcune regioni si possa votare per un terzo mandato e in altre no. Deve esserci un principio uguale per tutte. Se le regioni chiedessero di intervenire non avremmo problemi ad aprire il dibattito, verificare pro e contro e, se necessario, approvare una legge, che sarebbe il pensiero di Meloni, disponibile al passo indietro nel nome dell'uniformità nazionale se la Corte Costituzionale dovesse dare ragione al Trentino. Altro che autonomia, eppure Matteo Salvini sarebbe contento, almeno ufficialmente. È giusto che scelgano i cittadini, dice, di certo spazientito per questo ennesimo rinvio. Chi gongola allora sono i governatori. I presidenti hanno diverse sensibilità, ma nonostante questo abbiamo votato un documento unitario indirizzato al governo per chiedere di valutare un approfondimento sul tema, spiega Massimiliano Fedriga, a capo della Conferenza delle Regioni. E adesso il documento giace su un tavolo della Premier, accompagnato dalle firme di tutti i presidenti, compresi quelli come Alberto Cirio, il governatore forzista del Piemonte, contrari all'abolizione del limite. Quindi questa è la situazione che si sta discutendo, un approfondimento sui limiti per garantire la democraticità e l'autorevolezza. Questo ciò che si sta preparando. I meloniani del Friuli Venezia Giulia, poi il focus, il segretariato, non serve rimpasto, i nostri assessori lavorano bene. In attesa dell'incontro tra Fedriga e Meloni in programma domani, l'aria che si respira all'interno di Fratelli d'Italia in Friuli Venezia Giulia resta frizzante. Se si tratti della classica quiete prima della tempesta o di un semplice assestamento dopo uno scossone scatenato dalle critiche del ministro Ciriani
alla gestione della sanità si vedrà nei prossimi giorni. L'impressione però è che al di là delle dichiarazioni ufficiali, tutte allineate nell'attribuire al governatore la paternità della crisi, tra i meloniani sia in atto l'ennesima prova di forza tra l'ala pordenonese guidata da Luca Ciriani e Alessandro Ciriani ed Emanuele Loperfido, e quella più vicina al segretario regionale Walter Rizzetto, che nulla sapeva dell'uscita di Ciriani, appresa soltanto dalla stampa a giochi fatti, una prova di forza che potrebbe portare a nuovi equilibri anche in giunta, qualora la crisi della maggioranza regionale si concluda con un rimpasto che verosimilmente porterebbe la sanità a capo di Fratelli d'Italia. Insomma, altri scenari che si stanno delineando per questa crisi che c'è nel centrodestra in regione. Federica, io lavoro per trovare soluzioni. Fratelli d'Italia chiede un tavolo per recuperare l'unità. Dreosto, segretario regionale della Lega, così commenta: la Lega è compatta e sostiene il presidente regionale. Invece l'omonimo per Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto, così solo con il dialogo si può arrivare a un punto d'incontro. Io lavoro per trovare soluzioni, Massimiliano Federica non anticipa vie d'uscita, ma assicura che il suo impegno è quello di individuarne una per continuare a fare, se possibile senza scossoni, il presidente del Friuli Venezia Giulia. A Venezia, per l'ultima giornata del Festival delle Regioni, al quale non ha partecipato Giorgia Meloni, costretta a Roma dall'influenza, Federica conferma che il giorno chiave per cercare di superare una inattesa crisi politica sarà domani a Palazzo Chigi, quando si incontrerà attorno all'ora di pranzo con la Premier, auspicabilmente ristabilita, ma nell'attesa non mancano i tentativi di ricucitura. Allora sentiamo le parole del Presidente, che ha parlato proprio ieri, l'abbiamo mostrato già nel nostro telegiornale serale, vediamo. Lei oggi doveva incontrare la Premier Meloni, che non è arrivata, però dalla Lega qualcuno ha detto che è una malattia diplomatica. Non è così, la Presidente Meloni non sta bene e la vedrò giovedì a Roma. Cosa le dirà? Non ci sia, però poteva essere un'occasione. Non mi dispiace che non ci sia, però posso capire che è la Presidente del Consiglio, è una persona, non è qualcosa di estraneo dall'essere umano, che quindi può ammalarsi. Cosa vi direte giovedì? Dice. Prego? Confronto solo rinviato, cosa le dirà? Beh, glielo dico a lei. Dalla febbre da crisi di maggioranza alla febbre vera da influenza della Premier Giorgia Meloni. Una cosa è certa: il dossier politico Friuli Venezia Giulia è diventato bollente. Il governatore lavora alla ricucitura fra i partiti in attesa del faccia a faccia decisivo di giovedì a Roma con la Presidente e leader di Fratelli d'Italia. Del resto, a proposito di termometri, la crisi si era innescata proprio sul tema sanità a Pordenone, con il ministro Ciriani a lanciare dardi infuocati all'assessore Riccardi. Citerò Billy Wilder: la situazione è drammatica ma non seria? Ma no, io credo che ci sia una dialettica interna alla maggioranza, oserei dire in alcuni tratti muscolari. Io penso che alla fine il Presidente della Regione abbia forza e autorevolezza. Non ricordo nella storia della Regione 7 assessori che prendono le deleghe e le mettono nelle mani al Presidente per riuscire a risolvere questa crisi. Dunque, in quella che comunque appare come una giornata interlocutoria, quali margini di risoluzione del caso? Ci sono margini perché si ricomponga la maggioranza in Regione Friuli Venezia Giulia. Beh, io lavoro per quello. Io lavoro sempre per trovare soluzioni. Intanto, nel corso del summit veneziano, l'Italia delle Regioni, il governatore Federica ha preannunciato che, nonostante l'impugnazione della legge sul terzo mandato della Regione Trentino, formalizzata ieri, la Conferenza delle Regioni, al netto delle diverse sensibilità dei presidenti, ha votato un documento unitario da inviare al governo sul tema per chiedere un approfondimento. Per quanto riguarda la questione dell'impugnativa ieri, io credo che tecnicamente le regioni a statuto speciale, come ci dice la consulta a seguito della sentenza della Campania al punto 6.6, non siano coinvolte dai principi generali del limite, perché hanno un autogoverno previsto dagli statuti, dopodiché la consulta ci darà una risposta. Bene, queste le parole del Presidente Federica. Noi continuiamo a stare sul tema, che magari sarà poi anche argomento con gli ospiti. La crisi e gli strascichi in Consiglio, Regione, lavori di giornata, telefonate campanelli e capannelli di eletti tra
analisi, previsioni e nessuna voglia di tornare al voto. A parte il chiacchiericcio e le telefonate che fanno uscire dall'aula gli assessori, la mattinata del Consiglio regionale si svolge come se nulla fosse successo, come se la crisi in maggioranza non fosse mai scoppiata, una sorta di straniante rimosso collettivo che fino al pomeriggio passa per lo più sotto traccia. Nei banchi della Giunta risiedono gli assessori di Fratelli d'Italia Cristina Amirante, Fabio Scoccimarro e Mario Anzil, che le deleghe non le hanno rimesse, ma pure quelli che l'hanno fatto, come gli assessori della Lega Stefano Zanier e Sebastiano Callari, e quelli in quota presidente come Pierpaolo Roberti e Riccardo Riccardi. Amirante, Scoccimarro, Anzil e Zanier sono anche consiglieri e hanno quindi diritto di voto e partecipano alle elezioni del collegio sindacale di Insiel SPA e di FVG Strade SPA. Per Insiel viene eletto Francesco Ribetti in quota FD e fa notare un esponente leghista, per sottolineare che la crisi non si è consumata a Trieste, non è mancato nemmeno un voto della maggioranza. Le chiacchiere nei capannelli che si formano nell'emiciclo sono così forti che quasi coprono la voce del Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin. Spettatori di quanto accade sono dei ragazzi del primo e secondo anno della professionale CIOFS di Trieste. In un'aula gli adulti non si comportano in maniera diversa dai ragazzini quando c'è un tema scottante su cui aggiornarsi. Prima del via dei lavori, Furio Onsel di Open pone la domanda che sta sulla bocca di tutta l'opposizione: con quale legittimità sono qui gli assessori non eletti che hanno rimesso le deleghe? Il Presidente Bordin lo rassicura: sono qui legittimamente, in quanto non c'è nessun atto amministrativo che dica il contrario. Onsel supera in velocità tutti i colleghi d'opposizione nel porre la questione, ma dopo la risposta di Bordin tutto muore lì e si ritorna nel rimosso, almeno fino al pomeriggio, quando il caso riesplode in termini quasi identici ma decisamente amplificati. L'opposizione riparte dalla questione della credibilità politica in capo agli assessori che hanno rimesso le deleghe, pretendendo un informativo urgente da parte del governatore o del suo vice sulla crisi di maggioranza. L'iniziativa viene bocciata da Bordin e il centrosinistra sceglie di lasciare l'aula mentre scoppia di fatto la bagarre, e noi dovremmo avere il servizio sull'uscita d'aula proprio del centrosinistra in Consiglio regionale. Il servizio mi pare di Bernardo Gulotta di ieri sera, che racconta un po' il clima di tensione che si era formato in quel momento. Sentiamo. Una informativa da parte della Giunta regionale. Sono questioni e fattispecie e relazioni di carattere politico all'interno della maggioranza non hanno niente a che fare con quest'Aula. In quest'Aula gli assessori sono pienamente in carica in tutte le loro funzioni, perché non c'è stato nessun atto formale per quanto riguarda la cessione o la rinuncia delle deleghe. Se volete andare non potete interrompere i lavori. Prima la richiesta di una comunicazione all'Aula sulla situazione interna del centrodestra vista la crisi ormai acclarata. Poi l'uscita dall'Aula con un acceso confronto verbale. Vergognatevi, Presidente! Non è rispettoso della democrazia! Da lei non accetto questa roba! Vergogna, Presidente! Non l'accetto! Sono andati così i lavori d'aula nella ripresa pomeridiana in Consiglio regionale all'analisi del disegno di legge 47 sulle disposizioni multisettoriali, un esame al quale l'opposizione si è sottratta, ritenendo che un chiarimento sull'attualità fosse il minimo per un confronto, anche se non soprattutto perché a rispondere ai consiglieri erano seduti assessori che, stando alle dichiarazioni, hanno rimesso le proprie deleghe. Russo e soci dunque hanno scelto di non proseguire, lasciando al centrodestra l'approvazione delle misure. Evidentemente siamo davanti a una giunta regionale che è delegittimata, degli assessori che hanno rimesso le deleghe, e ci chiediamo allora se è solamente una farsa e quindi un teatrino indecoroso che non è corretto né per l'opinione pubblica né per coloro che lavorano dentro il Consiglio regionale. Quando abbiamo chiesto che il Presidente Fedriga o il Vicepresidente ci spiegassero cosa stava succedendo, lo spiegassero ai cittadini del Friuli Venezia Giulia che aspettano risposte concrete, hanno fatto spallucce, non abbiamo avuto altra scelta che uscire dall'Aula, perché gli assessori che hanno riconsegnato le deleghe non possono far finta di niente e stare qui in giunta come se nulla fosse. E dopo l'abbandono dell'aula degli esponenti delle opposizioni, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il disegno di legge 47 Omnibus, completando velocemente l'esame del provvedimento normativo con gli ultimi articoli dal 75 al 94 su salute, politiche sociali, autonomie locali, tributi e patrimonio.
Nell'ultima tornata di articoli spicca una modifica proposta dal gruppo di Fratelli d'Italia all'articolo 7 della legge regionale 9/2023 in materia di immigrazione e che prevede l'obbligo di stipula da parte delle strutture di accoglienza di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in caso di danno arrecato alle stesse dagli ospiti. Una delle principali novità introdotte dal DDL riguarda l'edilizia agevolata. In caso di separazione di una coppia, sposata o di fatto, nei 5 anni dall'acquisto della prima casa verrà comunque salvaguardato il finanziamento concesso dalla Regione. Un'altra novità riguarda gli appartenenti al sistema della protezione civile. La Regione riconoscerà agli operatori, indagati o imputati per i fatti connessi alle attività di servizio, la copertura delle spese legali necessarie per la difesa in giudizio, anche in via anticipata. Infine, viene allargata la tipologia di comportamenti da sanzionare per i padroni di animali domestici, includendo l'utilizzo della catena o di altri strumenti di contenzione, tra i quali il collare a scorrimento. Diventa punibile anche lasciare l'animale d'affezione in luoghi isolati rispetto alla dimora del detentore. Questo è il punto sull'approvazione della legge Omnibus, i punti principali appunto dopo l'approvazione di ieri. Questo è un altro titolo che riprende quanto successo: l'opposizione esce, le deleghe a Fedriga, una farsa colossale, riferiscano in aula il centrosinistra, nessun atto formale e tutta la giunta ha lavorato, le cose gestite all'esterno del Consiglio che non è informato di nulla. Siamo pronti, credo, Guido, a collegarci con la sala operativa della Polizia Locale di Trieste e allora sentiamo la situazione attuale in città insieme a Marco Cernecca, assistente scelto della Polizia Locale. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora inizierei con la situazione attuale del traffico che risulta scorrevole, comunque in aumento, non ci sono al momento avvisi di incidenti o altre problematiche per quanto concerne la circolazione. La notte è passata senza grossi interventi di rilievo e fortunatamente non ci sono stati dei sinistri stradali. Ricordo che da ieri la via delle Linfe è chiusa, da strada di Guardiella per circa un mese come tempistica per lavori a Cegas. In Portovecchio è iniziato un convegno che potrebbe dar ripercussioni sul traffico veicolare in transito lungo le arterie appunto di Portovecchio. E oggi sono previsti, compatibilmente con le condizioni meteo, 2 lavori di potatura, uno in via San Nazario 196 e uno in via Locchi 29. E come consuetudine sono previsti anche l'inizio di lavori temporanei, le cosiddette ordinanze lavori in varie vie cittadine, per cui ricordo a chi magari ha lasciato l'auto in divieto di spostarla. E altre cose per la giornata odierna non avrei da ricordare, non ci sono in agenda, per cui ripasserei la linea. Grazie a lei, grazie ai suoi colleghi, un buon lavoro a tutti, grazie. Grazie. Ultimo titolo prima della pubblicità: Ferrovia, lavoratori e Portofranco, le 3 priorità di Gurrieri in audizione. Primo round davanti alla Commissione Trasporti della Camera, il 27 toccherà al Senato, poi la nomina. Ferrovia, Portofranco, lavoratori sono i 3 assi indicati ieri davanti alla Commissione Trasporti della Camera da Antonio Gurrieri come fondamento della propria azione di governo dell'autorità portuale di Trieste e Monfalcone, di cui il presidente in pectore assumerà la guida non appena concluse le audizioni parlamentari e incassato il decreto di nomina del ministro Matteo Salvini. Il primo passo si è compiuto ieri, il 27 toccherà al Senato e poi arriverà il decreto del ministro Salvini, auspicabilmente prima della grande fiera Transport Logistic di Monaco. Davanti ai deputati Gurrieri parla di modello Trieste e sottolinea la necessità di un porto che deve avere 3 tipi di sostenibilità: economica, e qui parlo delle imprese, ma anche ambientale e sociale. Quest'ultima dimensione è la principale perché i lavoratori sono l'infrastruttura più importante del porto di Trieste e senza di loro non potremmo avere successo sul banchino. Il futuro numero 1 dell'autorità poi commenta anche con D'Agostino: il legame è forte, proseguirò nel solco. Ci fermiamo per la pubblicità,
poi torneremo con altre notizie dal quotidiano e altri servizi. State con noi. Secondo appuntamento con i report sulle strutture ospedaliere che fanno capo ad Asugi, quello dedicato ad ortopedia a Gorizia e Monfalcone, diretto dal professor Jacopo Bonica, ha illustrato una serie di dati più che positivi per quel che concerne l'attività chirurgica, quella ambulatoriale e i tempi di attesa. La comparazione è stata effettuata fra il 2024 e il 2019, vale a dire il periodo prepandemico. I posti letto a disposizione dei due presidi complessivamente sono 43. Nel 2024 i ricoveri sono stati circa 1600 e la degenza media si è attestata fra i 6 e i 7 giorni. Fra gli interventi, quelli più eseguiti riguardano le sostituzioni protesiche. Fin qui i dati generali. Rispetto al periodo prepandemico, l'attività chirurgica è cresciuta dell'11,73%, del 6% in più rispetto al solo 2023. Per quanto concerne i tempi di attesa, Bonica si è concentrato intanto su quelli degli interventi per la frattura del collo del femore. L'indicazione a livello nazionale è che l'80% di questi avvenga entro 2 giorni. Fra il 2019 e il 2024 il numero di quelli che rientrano nei tempi previsti è cresciuto del 30%, a fronte fra l'altro di un incremento di interventi pari al 9%. E cresce ulteriormente nei pazienti over 65. I tempi di attesa sono migliorati anche per quanto concerne le visite ambulatoriali, il cui numero è cresciuto in maniera considerevole nel corso del 2024. A questi dati, ha spiegato Bonica, si è arrivati seguendo 2 percorsi. Il primo principio è stato quello di coinvolgere i collaboratori in un progetto di ottimizzazione dei percorsi e poi siamo andati ad analizzare quelle che erano le criticità che determinavano risultati meno soddisfacenti e andando a eliminare quelle che potevano essere le difficoltà siamo riusciti a ottimizzare tutti i percorsi di cura e quindi di conseguenza anche il numero e i volumi di attività. Questi risultati nel rispetto dei tempi d'attesa, negli interventi di frattura collo-femore, sono indicatori di un sistema che mette in collaborazione in rete i professionisti, hub, spoke e tutte le discipline per una presa in carico del paziente complessiva. Rieccoci in studio, torniamo sul quotidiano locale, andiamo sulle pagine più triestine, le novità in tema di sicurezza. Polizia locale in servizio 24 ore su 24, di notte rileverà gli incidenti. Lo avevamo già anticipato, se ricorderete, in un nostro servizio alcune settimane fa, ieri di fatto l'annuncio, in servizio H24. Da questa settimana la Polizia locale di Trieste coprirà anche i turni notturni, era già stato annunciato tempo fa appunto, e ora che il processo di armamento è ormai concluso, le pattuglie garantiranno la copertura per l'intero arco della giornata. Gli equipaggi schierati di notte sulle strade cittadine si occuperanno in particolare degli eventuali incidenti stradali e della relativa gestione della viabilità. In questo modo sgraveranno le altre forze dell'ordine da questa incombenza, dando loro la possibilità di concentrarsi su tutto ciò che riguarda la repressione dei reati, la sicurezza e l'ordine pubblico. Per garantire la copertura nell'arco delle 24 ore cambia dunque la turnazione serale notturna, con la presenza di 2 pattuglie sul territorio comunale dalle 18 a mezzanotte e altre 2 da mezzanotte alle 6. Resta ovviamente il servizio ordinario giornaliero delle altre pattuglie dalle 6 alle 20. Il piano integrato di controllo del territorio, a cui concorrono tutte le forze di polizia, definisce le competenze e l'operatività della polizia locale in questa fascia oraria. I 2 equipaggi per turno, spiega Caterina De Gavardo, assessore alla sicurezza e alla polizia locale, interverranno congiuntamente, saranno prevalentemente dedicati a controlli e rilievi stradali, una specificità della polizia locale che al contempo sgraverà le altre forze di polizia a favore delle loro rispettive peculiarità.
È prevista ad ogni modo anche la possibilità di uscite interforze disposte dal questore, oltre ad altri controlli specifici in capo alla polizia locale. Fino alla settimana scorsa, salvo particolari eventi, il servizio esterno degli agenti terminava alle 2 per riprendere alle 6. Il servizio H24 è una novità per la polizia locale triestina, con un considerevole impatto sull'organizzazione stessa, tanto che il comando ha previsto una fase iniziale di sperimentazione per correggere in corso d'opera le criticità che potrebbero manifestarsi. Il servizio intende far fronte alle numerose esigenze della comunità e contribuire a rafforzare la sicurezza del nostro territorio, conclude De Gavardo. Si tratta di un passaggio storico molto importante sia per la città che per il corpo di polizia locale, che ringrazio per l'impegno, la professionalità e la grande dedizione al lavoro. Di nuovo il caso Resinovic, ieri l'appuntamento in procura che si era svolto per il conferimento di un nuovo incarico ai periti, ma in realtà così alla fine non è stato, a causa della richiesta di riserva di incidente probatorio presentata dai legali di Sebastiano Visintin, marito di Liliana, unico indagato per la morte della moglie. Io direi di fare questo allora con Guido dalla regia. Vediamo prima il nostro servizio di ieri con cui abbiamo anticipato quello che vediamo oggi sul giornale e poi vediamo gli sviluppi delle ultime ore proprio all'interno delle righe del quotidiano. Sentiamo. Nessun conferimento di incarico ai periti. Alice e Paolo Bevilacqua, avvocati di Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della moglie Liliana Resinovic, hanno formulato riserva di incidente probatorio durante l'appuntamento di oggi in procura. L'incontro era stato convocato davanti al pubblico ministero titolare del fascicolo, Ilaria Iozzi, al fine di conferire l'incarico per i nuovi accertamenti tecnici ai periti Cristina Cattaneo, Stefano Tambuzzi, Elena Pilli, Rosario Casamassima e Oscar Ghizzoni, presenti in Palazzo di Giustizia, chi in presenza, chi in videocollegamento. Proprio la presentazione della riserva di incidente probatorio da parte degli avvocati Bevilacqua ha interrotto il conferimento dell'incarico. Presente all'incontro anche Federico Bizzi, avvocato dell'Associazione Penelope, che rappresenta Veronica Resinovic, nipote di Liliana. In questi casi il pubblico ministero non può procedere a un accertamento tecnico irripetibile finché l'indagato non presenti la richiesta di incidente probatorio, poi valutata dal giudice per le indagini preliminari. Una procedura che consente di anticipare la formazione di una prova alla presenza di tutte le parti durante le indagini preliminari invece di aspettare la fase dibattimentale. Questo avviene quando la prova è di fondamentale importanza per il processo e si rischia che, con il trascorrere del tempo, possa essere compromessa o persa. La notizia di oggi dunque apre una nuova fase del complesso caso della morte di Liliana Resinovic. Queste le parole dell'avvocato Bizzi al termine dell'incontro. Siamo contenti della piega che sta prendendo, dell'impegno insomma, che ci sta mettendo la procura per la risoluzione di questo caso. Dunque un accertamento sulla frattura alla vertebra toracica di Liliana Resinovic, uno ulteriore sull'epoca della sua morte e poi le analisi genetiche su alcuni oggetti e sugli elementi piliferi trovati sul corpo e sugli abiti della donna. Potrebbero essere questi i quesiti che la difesa di Sebastiano Visintin, indagato per l'omicidio della moglie, inserirà nella richiesta di incidente probatorio che entro 10 giorni depositerà al giudice per le indagini preliminari. La riserva è stata verbalizzata ieri, come sentito dal servizio, da Paolo e Alice Bevilacqua, i legali di Visintin, nel corso dell'incontro che il PM Ilaria Iozzi aveva fissato per conferire ai consulenti, ai 5 consulenti, l'incarico. Per capire meglio quello che è successo, ricordando come lo strumento dell'incidente probatorio consente di anticipare l'acquisizione e la formazione di una prova durante le indagini preliminari, è bene fare un passo indietro, scrivono sul quotidiano. La PM Iozzi aveva fissato per le 12:30 il conferimento dell'incarico per accertamenti tecnici irripetibili di natura medico-legale, genetica e merceologica Cristina Cattaneo, Tambuzzi, Pilli, Casamassima e Ghizzoni. Un supplemento quindi alla consulenza del team Cattaneo già nelle mani della procura. A quel punto abbiamo semplicemente espresso e rivendicato un diritto difensivo che spetta alla parte, soprattutto in una situazione così delicata, spiegano i legali Paolo e Alice Bevilacqua, visto che sono passati oltre 3 anni dall'avvio delle indagini e con un'iscrizione al registro degli indagati che francamente ha destato delle profonde perplessità. I difensori avrebbero potuto attendere di leggere nel dettaglio
dettaglio gli accertamenti che il PM intendeva affidare ai consulenti e nel caso chiedere di integrare il quesito, ma se questa volontà fosse stata disattesa, spiegano, non avremmo avuto questa opportunità. Se il GIP accoglierà la richiesta, con ordinanza indicherà la data dell'udienza specificando i limiti delle richieste delle parti, l'oggetto della prova e i soggetti interessati all'assunzione di quest'ultima, altrimenti dichiarerà inammissibile la richiesta o ancora potrà anche rigettarla perché infondata. Siamo contenti dell'impegno che ci sta mettendo la Procura per la soluzione di questo caso, sottolinea Federico Bizzi, legale di Veronica Resinovic con l'associazione Penelope, come avete sentito anche da dichiarazioni al microfono di Tele4. E queste le foto dei protagonisti della vicenda, l'appuntamento ieri appunto nei corridoi nella Procura e poi nella stanza della PM Ilaria Iozzi. Andiamo con le altre notizie. La scuola Corsi rientra in sede, la Stuparic sbarca in Molo Quarto. Da settembre gli alunni torneranno in via Sant'Anastasio. Al loro posto, nello scalo, la media di Rozzol. Buon Natale, sulla lavagna si leggono ancora le scritte in gessetto lasciate dalla terza B della scuola media Guido Corsi alla vigilia delle vacanze natalizie del dicembre 2023. Prima che l'arredo scolastico fosse imballato, i ragazzini trasferiti nella sede provvisoria allestita in Molo Quarto. A distanza di 1 anno e mezzo quella lavagna è tornata al suo posto, insieme a banchi, sedie e cattedre lentamente riposizionati nelle aule in vista del ritorno sui banchi con la prima campanella di settembre. I lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico in via Sant'Anastasio possono dirsi quindi terminati. Il cantiere, affidato alla Friulana Costruzioni, finanziato con 1.600.000 euro, negli ultimi 400 giorni ha visto un lungo elenco di opere strutturali, messa in sicurezza antisismica, adeguamento antincendio, la sostituzione dell'impianto elettrico e il consolidamento dell'intero complesso. Il direttore dei lavori, Fabio Radanic, si accompagna appunto all'interno dell'istituto, ormai sgombero da transenne e mantovane. Aule, corridoi, palestra sono stati messi a nuovo, compresi pavimenti e soffitti, pur conservando integralmente l'aspetto originario dell'edificio. Locali interni ripuliti da cima a fondo. In questi giorni il personale logistico sta riportando al loro posto le lavagne e gli armadietti. Per settembre i circa 200 alunni della Guido Corsi potranno dunque tornare ai loro banchi nella sede principale in via Sant'Anastasio, lasciando così la struttura contenitore del Molo Quarto che dal gennaio 2024 li ha ospitati per tutto il periodo dei lavori. Al loro posto verranno trasferiti i circa 200 studenti della scuola media Carlo Stuparic, che per i prossimi 2 anni scolastici frequenteranno le lezioni in Porto Vecchio, mentre la sede dell'istituto comprensivo Tiziana Weiss in strada di Rozzol sarà a sua volta oggetto di un corposo cantiere di ristrutturazione. Il trasloco con il nuovo anno, il nodo bus e abbonamenti, confronto fra dirigenza e genitori. A partire da settembre appunto i ragazzini della scuola media Stuparic dovranno traslocare e quindi bisognerà ottemperare a diverse questioni. Nei mesi scorsi il Comune ha avviato un confronto con la direzione scolastica, registrando osservazioni ed eventuali necessità delle famiglie tramite un sondaggio. L'obiettivo, sottolinea l'assessore all'educazione e famiglia Maurizio De Blasio, è ridurre al minimo i possibili disagi per gli alunni e per le loro famiglie. In tal senso stiamo intrattenendo un dialogo costante. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di distribuire gratuitamente a tutti i ragazzini i biglietti per l'autobus e abbonamenti validi per l'intera rete del trasporto pubblico. Ci sono però alcune obiezioni, non solo perché la scuola contenitore allestita in Molo Quarto è attualmente circondata da cantieri e dunque difficilmente raggiungibile da corriere, ma soprattutto per i timori di alcune famiglie di far viaggiare i propri figli a bordo, da soli, a bordo dei mezzi pubblici. Centri estivi e ricrestate al via, presentate 14.706 domande. Questi i dati delle graduatorie pubblicate, queste le domande per centri estivi ricrestate a fronte quindi di più dell'anno scorso, quindi a fronte delle 13.706 dell'anno precedente. Andiamo a vedere fra poco la notizia che riguarda le auto incendiate in periferia
in quel di via Benussi. Leggo brevemente prima questo titolo: cambio ai vertici della prefettura, Signoriello trasferito a Catania, la decorrenza del nuovo incarico è ancora da definire, nelle prossime settimane ci sarà la nomina del successore, quindi nuovo prefetto in arrivo in città. Vediamo cosa è successo invece l'altra sera in via Benussi, altro attentato alle auto. Non c'è davvero pace per la periferia est di Trieste, ancora auto bruciate, due, una la vedete alle mie spalle, quella col danno maggiore, l'altra evidentemente è già stata rimossa. Siamo in via Benussi, a 2 passi da via Flavia. Solamente 2 settimane fa abbiamo raccontato l'episodio che ha visto 4 veicoli bruciati a Servola. In quel caso il piromane è stato individuato dalle telecamere di videosorveglianza ed è ricercato. Qui un nuovo episodio. I residenti della zona sono arrabbiati e chiedono più telecamere. L'ennesimo episodio contribuisce a turbare sempre più gli abitanti dei vari rioni, Servola, Poggi, Campanelle, Ponziana, tutte aree della città colpite dalle azioni di un piromane. La paura di molti è quella di svegliarsi la mattina e scoprire che il proprio veicolo è stato dato alle fiamme. L'episodio precedente risale al 9 maggio a Servola. Una moto, un motorino e 2 automobili erano stati incendiati da un individuo incappucciato, come raccontano le immagini di videosorveglianza della casa vacanze Le Rose. In quest'ultimo caso, invece, sarà più difficile individuare il piromane per l'assenza di telecamere nelle immediate vicinanze. Il fatto è avvenuto ieri nella tarda serata, ci hanno pensato i pompieri a spegnere le fiamme evitando che il rogo intaccasse ulteriori automobili. Potete vedere bene il danno che ha subito questa Fiat 500, peraltro all'interno ci sono anche 2 seggiolini per bambini, quindi insomma colpita di fatto una macchina familiare. Sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando su questo episodio e abbiamo raccontato anche i precedenti. Ormai tutta la periferia est di Trieste da 2 anni e mezzo è colpita dall'attività di un piromane. Ancora cronaca, liti, una donna ha picchiato un uomo ammanettato, violenza in via Sette Fontane. Se solo 2 indizi non fanno una prova, 2 interventi della polizia e dei carabinieri, sempre nello stesso posto e nel giro di un paio d'ore, segnalano di certo un allarme. Ancora via Sette Fontane, sempre davanti allo stesso bar, al Civico 13, una zona già teatro di innumerevoli liti, risse, aggressioni, dove spesso l'alcol fa la sua parte. Lunedì sera, poco prima delle 23, la polizia ha immobilizzato e ammanettato un uomo di mezza età, originario dell'est, che si è reso responsabile di un parapiglia in strada nei pressi del locale. 2 ore dopo, intorno all'1, le volanti sono nuovamente ritornate sul posto per una feroce lite tra un gruppo di clienti nel bar e una dipendente. Ma il primo episodio, quello delle 23, ha richiamato l'attenzione di vari residenti che si sono accorti del caos proveniente dalla strada, hanno sentito urlare poi numerose sirene. La gente si è affacciata alle finestre assistendo a buona parte della scena. Un testimone riferisce di aver visto un gruppo di persone mentre usciva dal bar di via Sette Fontane che si è spostato di pochi metri. Uno di questi si è messo a litigare con una donna e a un certo punto le ha sferrato un pugno al volto, oltre a altri 2 schiaffi urlandole ti ammazzo, ti ammazzo. Poco dopo sono piombate 3 volanti della Polizia di Stato e 2 pattuglie dei Carabinieri. L'uomo, visibilmente ubriaco, ha opposto resistenza, ma un agente con un gesto repentino, simile a una mossa di judo, lo ha atterrato, lo ha bloccato e ammanettato, mentre i colleghi lo aiutavano a tenerlo fermo. Poi è stato fatto salire e portato negli uffici di polizia per l'identificazione e gli accertamenti di rito. La polizia è rimasta in via Sette Fontane più di un'ora per raccogliere informazioni sull'accaduto. Alcune donne in quei momenti concitati si sono anche rivolte agli altri componenti del gruppetto di clienti che evidentemente avevano assistito all'intero fatto, sollecitandoli a riferire agli agenti quanto fosse di loro competenza. Quindi questa è la situazione. Truffe online, 70.000 euro sfumati con una app. Un 50enne ha denunciato una truffa ai carabinieri. Secondo quanto riferito, la donna sarebbe stata indotta a versare circa 70.000 euro su un'applicazione di trading online. La vittima sarebbe stata convinta da un broker o presunto tale, si è accorta dell'imbroglio del momento in cui ha tentato di ricattare gli utili che si aspettava di ricavare dall'investimento avviato con alcune operazioni finanziarie cominciate nei mesi scorsi. Quello denunciato dalla 50enne non sarebbe l'unico caso a Trieste avvenuto in tempi recenti e va ad aggiungersi alle altre truffe, per lo più agli anziani, messi a segno da organizzazioni criminali. I malviventi si fingono carabinieri o poliziotti, telefonano alle case degli ultra 80
ottantenni, avvisandoli che il loro figlio o nipote è rimasto coinvolto in un grave incidente e con questa scusa si fanno consegnare soldi o gioielli, poi scappano facendo perdere le proprie tracce. Fatti del genere, alcuni riusciti e altri coperti e quindi non portati a termine, sono continui. Avanti con le notizie di cronaca, eccola qui, l'avevamo vista già nella pagina d'apertura. L'incidente nei pressi della cartiera di Duino, si schianta con lo scooter, grave un 39enne. L'uomo ha centrato un'auto ferma al semaforo. Quando è stato soccorso era in coma, ricoverato nel reparto di rianimazione. Quindi in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara il 39enne che ieri pomeriggio si è schiantato con lo scooter contro un'auto a San Giovanni di Duino nei pressi della cartiera del Timavo. L'incidente è avvenuto alle 17:45 in direzione Trieste. L'uomo, un militare del reggimento Piemonte Cavalleria di Opicina, residente a Trieste, ha tamponato la vettura ferma al semaforo. Il 39enne era in sella al motociclo e forse per una banale distrazione è andato a sbattere su una Toyota Aygo. A causa dell'urto il Centauro ha fatto un volo di circa 12 metri cadendo rovinosamente sull'asfalto nella carreggiata opposta. Sono intervenuti il 118 con l'ambulanza e l'automedica, oltre a una pattuglia del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Aurisina e della polizia. La gravità delle condizioni del ferito è apparsa fin da subito chiara. Il 39enne, quando i sanitari sono arrivati sul posto, era già in coma. L'uomo è stato quindi intubato, stabilizzato e poi portato con urgenza in codice rosso al pronto soccorso. Dopo le prime visite sono stati accertati vari traumi alla testa, al torace, al bacino, alla spalla. Secondo quanto si apprende, il paziente non è in pericolo di vita, al momento è ricoverato nel reparto di rianimazione. La dinamica dell'incidente è chiara: un violento tamponamento dello scooter contro l'auto ferma al semaforo. Il 39enne si era quindi distratto, era troppo vicino alla vettura che procedeva davanti a lui e non è riuscito a frenare in tempo, ha avuto un malore. Tutte domande che andranno chiarite con delle risposte. L'incidente, come si può immaginare, ha causato ovviamente inevitabili disagi al traffico nell'intera zona. La viabilità infatti è stata interrotta per consentire al 118 e alle forze dell'ordine di soccorrere il ferito. Noi ci fermiamo per la pubblicità, ma prima della pubblicità vi faccio vedere anche il servizio della bella vittoria di Trieste contro Brescia in gara A2 che abbiamo raccontato ieri sera nel nostro telegiornale, il servizio con la voce di Marco Stabile. Poi andremo direttamente in pubblicità e ci rivediamo dopo la pausa. Una Trieste che sembrava alle corde dopo una gara 1 impalpabile e un inizio di secondo atto altrettanto raggelante, trova in Francesco Candussi l'uomo in grado di indicare la via della redenzione. Le triple e l'energia del baffo da Romans di Sonzo hanno riacceso il fuoco della pallacanestro Trieste che dopo un primo quarto in terra bresciana da 31-16 con Della Valle che sembrava già ipotecare il passaggio del turno ha letteralmente cambiato faccia. Merito di una prestazione corale con 7 giocatori in doppia cifra che, innescatisi a suon di triple, hanno tradotto lo sforzo in una difesa competente capace di rubare palloni a raffica. Da Brooks, che era partito nel quintettone lungo allo start, a Jutov, che dopo una prima prova alterna sfodera una prestazione da 18 punti e 9 rimbalzi, sino a un Rouzier ritrovato che disegna basket e canestri. Nel 15-32 del secondo quarto c'è pure tanto Brown, il leader intelligente che partendo da sesto uomo tattico porta i giuliani in vantaggio sul 40-46 prima di andare degli spogliatoi sul +2. La rimonta accende pure i peggiori in campo di gara 1, Valentine e Ross, che si fanno perdonare il passaggio a vuoto con un secondo tempo di grandissima efficacia. Di fronte alla pioggia di triple triestine condite dal ritorno a rimbalzo nello stile visto in regular season, pure Bilan non può opporre granché e sparisce dal match. In effetti Brescia, invece di reagire di gruppo, si affida quasi al solo Della Valle per restare in linea di galleggiamento. Ed ecco che la squadra di coach Christian dilaga sul 92-103, mettendo anche in evidenza un certo nervosismo degli uomini di Poeta. Ora la serie è completamente aperta e Trieste ha la concreta possibilità di giocarsi le proprie chance di passaggio del turno. Gara 3, come spesso accade nelle serie di playoff, potrebbe indirizzare la contesa in modo decisivo.
Trieste. Si è collegato con noi, come annunciato subito questa mattina, il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che saluto e ringrazio. Buongiorno sindaco. Buongiorno caro, un grande saluto a te, ovviamente alla redazione e ovviamente ai tanti telespettatori di Tele4. Grazie sindaco, io ho anche aperto la pagina goriziana del Piccolo, così magari fra poco possiamo commentare anche qualche titolo, però io le chiedo subito a bruciapelo, visto che lo stanno davvero commentando tutti, se lo aspettava. Immagino che le chiedessi di questa crisi in maggioranza regionale nel centrodestra, che si sta però già provando a ricucire, così dalle parole del presidente Fedriga, tutto partito dalle frasi del ministro Ciriani sull'ospedale di Pordenone e di conseguenza di riflesso sull'assessore Riccardi in quota Forza Italia. E insomma, cosa sta succedendo sindaco? Cosa ne pensa di questo? L'opposizione ovviamente, anche loro stanno dicendo la loro. Ma è indubbio, capisco, io ho fatto sia maggioranza che opposizione, perciò minoranza, e capisco che la minoranza il suo ruolo sia quello di offrire una narrazione non che sia corrispondente effettivamente a quello che è, però una narrazione che sia più facilmente spendibile per fini elettorali. In realtà chi, come anche i media, come lei, come i cittadini sanno che sono due cose diverse. Quelle cose che vengono imputate dalla minoranza al governatore Fedriga sono due cose diverse. Una cosa è l'argomento sanitario, certo appare improprio che un ministro usi queste dichiarazioni per affrontare dei micro argomenti rispetto alle competenze, mi riferisco a quelle sanitarie, però è comprensibile che l'argomento sanità, ci mancherebbe altro, è un argomento che interessa tutti trasversalmente. Non esiste porzione del Friuli Venezia Giulia che non sia interessata alla sanità, non esiste porzione dell'elettorato, dei cittadini, degli utenti che ovviamente non sia interessato alla sanità. Ecco perché sulla sanità c'è sempre stato, c'è e sempre ci sarà una grandissima attenzione. Perciò il fatto che un qualcuno critichi qualcosa o proponga qualcos'altro è legittimo, però dalla critica poi bisogna passare alla proposta, nel senso che ovvio che la sanità è un servizio primario, va erogato, bisogna capire è economicamente sostenibile. Noi sappiamo che il Friuli Venezia Giulia spende per la sanità assai di più in termini di in proporzione al numero di residenti, in proporzione al proprio bilancio, assai di più rispetto alle altre regioni. Perciò il chiedere soldi in più, come è stato dato, come è stato assicurato negli ultimi anni, non giova. È un po' come se noi avessimo delle perdite d'acqua in rete, chiedere ancora più acqua. Bisogna evidentemente prima fare in modo che queste falle nella distribuzione vengano sistemate, già aggiustate, e come sa non ci si impiega un anno, ci si impiega anni e anni, perché nella formazione delle persone, nell'individuazione di segmenti diversi, sono tutti dei processi che impiegano anni. Perciò sulla sanità, e la sanità è una partita che è sempre stata aperta e sempre sarà. Altra partita invece è quella del terzo mandato. Io so, ovviamente come uomo di partito, che il mio partito, Forza Italia, è contrario al terzo mandato, e guardi che in termini assoluti potrei essere anche favorevole, però è ovvio che in realtà io sono favorevole al terzo mandato di Fedriga, perché poi bisogna passare dalle norme al regolamento ai fatti concreti. Innanzitutto la Regione, lo statuto di specialità, di autonomia del Friuli Venezia Giulia lo consente, ma ripeto, è ovvio che l'agone è quello politico. Abbiamo visto che Fedriga con la sua giunta riesce a intercettare un grandissimo consenso nei cittadini. Il mio timore qual è? Non è il problema di perdere, vincere, ci mancherebbe altro, ma il servizio al cittadino. Oggi già noi assistiamo, ed è un dato drammatico, consentitemi una esagerazione, una tragedia, un allontanamento progressivo ogni anno sempre di più del cittadino dalle istituzioni. Si allontanano dal voto delle politiche, dal voto delle regionali, dal voto delle comunali. Ecco, nel momento in cui noi dovessimo anche togliere al cittadino la possibilità di scegliere una persona sulla quale ha investito emotivamente, empaticamente, perché i voti di Fedriga sono trasversali, vanno dalla destra alla sinistra e intercettano certamente anche una fetta importante di quell'elettorato che diversamente non andrebbe al voto. Ecco, perciò io credo davvero che nel caso di Fedriga bisogna corrispondere alle aspettative dei cittadini. Ovviamente sono
discordanti, ma ci sta, la dialettica politica è questa, ci mancherebbe altro. Se non ci fosse una diversità di vedute sarebbe una noia mortale, non crede. E poi cosa scriverebbero i giornali? Oppure che cosa parlerebbe anche lei nel corso di questi programmi, per non parlare di Ring poi, no? C'è di carne al fuoco, effettivamente, vedremo cosa ci riserva il futuro. Allora facciamo così, Sindaco, le faccio sentire un servizio, poi lo commentiamo, visto che insomma qualche dichiarazione, alcune parole di consiglieri regionali, e poi naturalmente andiamo anche su Gorizia, così se anche lei ha qualche novità da dirci ce ne potrà parlare qui a Sveglia Trieste. Allora, servizio e poi ritorniamo. Esistono nelle migliori famiglie, la caratteristica del centrodestra però è quella di saperle risolvere. Il centrodestra ovunque è composto da anime anche diverse, ma ha sempre avuto la capacità di mettersi d'accordo, e questo quello che ci distingue dal centro-sinistra o dal PD che litiga addirittura con se stesso. Conto che accada così anche questa volta. Questa crisi è stata aperta da Fratelli d'Italia su questioni che noi riteniamo siano di spartizione o di potere politico, se non addirittura partitocratico. Quindi il minimo che poteva accadere era una verifica, come richiesto dal Presidente Fedriga. Restano distanti le posizioni di Fratelli d'Italia e Lega sulla crisi scoppiata in maggioranza e sulle possibili ripercussioni sul governo regionale. Così i capigruppo dei due partiti, in attesa dell'incontro tra Fedriga e la Premier Meloni, slittato a giovedì. I cittadini ci hanno eletto per governare fino al 2028 e per farlo pure bene, quindi sono cose che possono capitare, dopodiché il nostro dovere è un altro: continuare a governare e farlo fino all'ultimo giorno. I nostri assessori, poi anche quelli della lista e di Forza Italia, hanno rimesso nelle sue mani, dichiarando piena fiducia e dandogli anche un mandato pieno per questa verifica che va fatta. E le opposizioni vanno all'attacco, rimarcando il momento delicato su più fronti, dalla sanità alle crisi industriali, e mettendo nel mirino la questione del terzo mandato. La crisi c'è, è inutile negarla, è una lotta di potere che riguarda da un lato la Lega, dall'altro Fratelli d'Italia. È chiaro che è uno spettacolo rispetto a quello che la nostra regione sta passando in questi mesi, indecoroso. Eppure il problema del terzo mandato e l'ossessione del Presidente per il terzo mandato sta fermando, sta esponendo la nostra regione a una brutta figura. Evidentemente per il Presidente Fedriga il primo pensiero è come garantirsi il terzo mandato, come avere altri 5 anni per fare il Presidente Friuli Venezia Giulia, visto che a Roma evidentemente le porte sono chiuse. Fratelli d'Italia non ci sta e la crisi nasce esclusivamente da qui, quindi da interessi personali e da logiche di potere che non hanno nulla a che fare con il bene comune, con gli interessi della comunità regionale. Allora, sintetizzando al massimo, diciamo che da un lato Fratelli d'Italia soprattutto dice allora bisogna continuare a governare fino alla fine, fino a naturale scadenza di mandato, e invece poi le opposizioni dicono potrebbe essere anche un pretesto per andare al voto prima, no? E quindi consentire al governatore Fedriga di bypassare la questione del mandato e ricandidarsi se dovesse cadere la giunta prima della metà del mandato attuale. Adesso, senza fare dietrologie, Sindaco, quanto pesa la questione del terzo mandato secondo lei su quanto sta succedendo, insomma? Ma io non credo che la provocazione del ministro Ciriani sia stata innescata o sia legata al terzo mandato. Del terzo mandato se ne parla da sempre, della sanità se ne parla da sempre, il fatto che in questo momento ci sia questa discussione contestuale è normale, nel senso che non si interrompe l'approfondimento di un tema per dedicarsi esclusivamente a un altro, sono entrambi temi importanti. Attendiamo domani l'incontro tra il Premier Meloni e il nostro governatore per capire se si riuscirà a ottenere una quadra. Io credo però che se il Parlamento ha conferito ad alcune regioni, tra le quali la nostra, questo status di specialità, tra questo anche l'ordinamento delle autonomie locali, anche la possibilità di scegliere, anziché solo un secondo, anche un terzo mandato, una ragione ci sia.
Teniamo conto peraltro che noi affettuosamente sosteniamo che tra le regioni a statuto speciale il Friuli Venezia Giulia è l'ultima in termini di poteri conferiti dallo statuto di specialità. Tante volte ci autodefiniamo la prima tra le regioni ordinarie o l'ultima tra le regioni a statuto speciale. Perciò è un argomento che corre parallelo a quello della sanità. Non vedo alcun'altra attinenza. Poi tra l'altro l'assessore regionale Riccardi ha detto se ci sono dei problemi sulla conduzione della sanità, che sappiamo essere collegiale di tutta la giunta, ma ovviamente seguita più dall'assessore con delega, sono pronto a rimettere la mia delega in mano appunto al Presidente, e potrebbe esserci anche un rimpasto per l'assegnazione ad un assessore diverso. Se fossi io in giunta regionale ho sempre detto che la delega alla sanità, mi creda, e la delega alla protezione civile, quelle due deleghe oggi in mano, tutto il mio mandato in mano dell'assessore Riccardi, non le accetterei, anche perché davvero sono deleghe estremamente difficili e non si riuscirà mai e poi mai a rendere soddisfatti tutti, perché comunque, ripeto, come dicevo prima, è un argomento di elevatissima importanza per la quale le sensibilità sono al massimo livello. Non si può mai necessariamente, perché sono problemi di strutture, di occupazione, di distanze, di servizi, perciò di territorio, ma poi non solo tanto in termini assoluti, ma in termini di percezione, perché ci saranno sempre persone, comunità che, anche se edificassimo, e non è questa, è soltanto una banalizzazione, se edificassimo un ospedale per ogni quartiere, ci sarà sempre qualcuno che dirà no, ma perché quel quartiere lì vicino ha più servizi del mio. Bisogna, penso, guardare cosa accade la sanità è cambiata tantissimo negli ultimi anni. Il vero problema anni fa era il punto nascite, perché nascevano bambini, in Italia nascevano 1 milione di bambini all'anno, oggi siamo sotto la soglia psicologica dei 400.000, oggi invece abbiamo una porzione di ultra 65enni, 70enni elevatissima. Questo cosa comporta? Esigenze radicalmente diverse, a cominciare dalle acuzie, perciò sono tanti i problemi che, ripeto, la sanità ovviamente deve cambiare con il mutare, con l'evolversi della comunità. Perciò poi io credo che a buon titolo, a buona ragione, la sanità del Friuli Venezia Giulia viene additata in Italia tra le migliori sanità, ma ripeto, quello che conta è la percezione. Perciò per tanti cittadini magari questo non è, ma guardando i servizi erogati, guardando i tempi di attesa che ci sono nel Friuli Venezia Giulia rispetto ad altri, ad esempio ieri abbiamo fatto quella conferenza stampa a Gorizia con il primario, io sono ancora della vecchia generazione che chiama ancora primario anziché il dirigente medico, insieme all'assessore Riccardi, il dirigente di Asugi Poggiana. Abbiamo visto che nell'ambito dell'ortopedia, l'ortopedia di Asugi è un'ortopedia, ci siamo limitati ai dati di Gorizia e Monfalcone, ovviamente si riferiscono tutta a Asugi. I dati della nostra ortopedia non solo rappresentano un'eccellenza in Friuli Venezia Giulia, ma in tutto il paese. Cerchiamo di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto. Cosa ne dice lei? Lei ha citato, io sono qui pronto sul giornale, se possiamo inquadrare anche l'articolo di cui parlava appunto il sindaco di Gorizia, più interventi e attese accorciate, ortopedia un modello da seguire, fratture del femore operate entro 48 ore, la presentazione quindi dei numeri a cura di Regione e dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, definita un'eccellenza il reparto di ortopedia, di fatto un modello, visto che lei insomma ha citato l'incontro di ieri dove anche noi eravamo presenti, quindi insomma bisogna anche parlare di quello che funziona, lei dice, non solamente delle eventuali problematiche. Sì, parliamo anche delle buone pratiche che ci sono. Certo, poi io sostengo sempre che laddove ci sono delle eccellenze, ad esempio citiamo un'altra eccellenza, era presente anche ieri il dirigente medico primario Vianello per quanto riguarda urologia di Gorizia, è una best practice in controtendenza, è una trota che risale la corrente del fiume, il cosiddetto turismo sanitario, cioè la popolazione residente in Friuli Venezia Giulia che si reca altrove, ma anche
per quanto riguarda la stessa ortopedia nei confronti ad esempio del Veneto. Pensiamo dicevo, a urologia, tantissimi sono i pazienti cittadini che dal Veneto, dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna vengono per essere operati espressamente a Gorizia. Questo significa naturalmente anche dal punto di vista finanziario, economico per la regione un grande risultato, ma questo passa in secondo piano rispetto all'elevato numero di interventi che ci sono. Comporta anche una maggior capacità attrattiva del sistema, perciò più medici, e sappiamo che il medico è l'elemento essenziale ma è quello che manca, perché se io ho un ospedale, ho una struttura, un pronto soccorso, ho un ambulatorio per un medico di medicina generale e non ho il medico, ho la struttura ma non sono in grado di erogare il servizio. Ecco, però queste buone pratiche sono capaci di attrarre altri medici, di aumentare anche la platea, come dicevo, dei pazienti, aumentare il numero degli interventi, e il giovane medico ha piacere di entrare in una struttura in crescendo, non in una struttura che rischia di essere distrutta da lì a poco. Perciò dovremmo essere capaci di guardare quali sono queste eccellenze e di assicurare una vocazione a ogni singolo ospedale. Certo che sappiamo ci sono i 2 hub, Trieste e Udine, ci sono diversi spoke, tra i quali Gorizia e Monfalcone. È inipotizzabile, anche se solo lontanamente, che non ci sia una specializzazione in tutti gli ospedali, perché altrimenti, come dicevo, non è economicamente sostenibile, ma perché una volta, se pensiamo 200 anni fa, c'era chi faceva i farmaci, era anche un veterinario probabilmente, era anche un medico di medicina generale. Converrà che nel corso del tempo, soltanto nell'ambito della cardiologia, quante specializzazioni ci sono, oltre al cardiologo e al cardiochirurgo, ma questo a beneficio nostro, quanta diagnostica, quanti strumenti per controllarci, per misurarci, per prevenire ci sono. Ecco, dobbiamo essere contenti di questo. Certo che, detto tra noi, se io sono a Gorizia e so che c'è un medico in un settore a Gorizia, ma è molto più bravo quello a Trieste e Udine, è ovvio che io vado a Trieste e Udine. Se deve essere operata o visitata mia figlia o mia moglie o una mia parente, è ovvio che li porto a Trieste e Udine, dove migliore è il servizio reso. Bisogna però fare in modo che la signora Rossi, la signora Maria Rossi o Maria Bianchi, che non è in grado di recarsi presso queste strutture per interventi ambulatoriali, per la diagnostica, per visite specialistiche, possa essere portata lì però da un mezzo pubblico. Ma ormai da Gorizia a Catinara ci si impiega 35 minuti, altrettanti sono 30 minuti da Gorizia all'ospedale di Udine. Capirà che rispetto alle grandi città, quelle che vengono prese ad esempio, il tempo è davvero minimo. Poi, ripeto, le criticità sono l'emergenza, è ovvio che l'emergenza è il primo approccio con la sanità, perciò ambulanze devono rigorosamente esserci, non possiamo attendere 3/4 d'ora dalla chiamata in caso di emergenza, e il trasporto di chi non è in grado di andarci da solo, il trasporto per specialistiche in diagnostica. Ma mi creda, noi dovremmo riuscire a far capire ai cittadini che davvero la sanità del Friuli Venezia Giulia è una grande sanità, ma l'amministrazione, non lo dico solo io, le indagini che vengono svolte periodicamente da diversi istituti di ricerca dimostrano che i cittadini nel Friuli Venezia Giulia sono soddisfatti in misura maggiore rispetto ai cittadini delle altre regioni nei confronti dell'attività svolta dalla propria amministrazione. Perciò cerchiamo di svegliarci al mattino ogni tanto con un sorriso, cerchiamo di svegliarci al mattino ben disposti nei confronti dei colleghi, dei familiari, degli amici, cerchiamo di vivere con un sorriso in più anziché con un grugno, vero? Allora Sindaco, ho visto tra l'altro che poco fa si è collegato, eccolo qua, lo vedo, il nostro Bernardo Gulotta, perché Sindaco lei sa, noi abbiamo i collegamenti esterni in giro per Trieste, la provincia, a volte anche giustamente per la regione. Allora vedo Bernardo già imbarcato su un gommone, credo per Mare Nord-Est, prima l'avevo visto anche in compagnia di Roberto Bolelli di Mare Nord-Est. Allora Bernardo, hai qualche minuto prima della pubblicità, ti cedo la linea, buongiorno.
Grazie Gianluca, buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori del sindaco di Gorizia Ziberna. Sono seduto in mezzo fra Roberto Bolelli e Edoardo Nattelli, coorganizzatori e fondatori dei Mare Nord-Est. Quest'anno la 14ª edizione, dal 23 al 25 di maggio, quindi si parte tra poco, ormai venerdì è alle porte il giorno dell'inaugurazione e dell'apertura. Noi siamo in mezzo al mare e proprio perché la rassegna si chiama Mare Nord-Est e quindi in mezzo al mare apriamo anche noi questo primo collegamento. Le faremo anche dei successivi dopo la pubblicità. Roberto, facciamo una battuta veloce perché fra poco dobbiamo ricevere la linea. Anticipiamo intanto questa mattinata nostra in mezzo al mare che vuole essere evocativa della rassegna. Assolutamente sì, una cornice tanto bella che ovviamente ha come palcoscenico la nostra stupenda Piazza Unità d'Italia, che sarà il luogo in cui Mare Nord-Est per la 14ª volta aprirà i battenti a partire da venerdì. Sicuramente è una edizione nuova, un'edizione ricca di eventi, ricca di personaggi, sicuramente di levatura internazionale e ricchissima di contenuti, a cominciare dalla questione della rassegna dell'Accademia Internazionale di Scienze Tecniche della Subacquea. Ringraziamo anche chi ci ospita oggi a bordo del gommone. E sicuramente un ringraziamento va alla Sonautica e soprattutto al comandante Domenico Smeriglio che è qui presente. Ecco, che salutiamo, ringraziamo e anche inquadriamo. Edoardo, tanti appuntamenti in questa 14ª edizione, un po' per tutti, per le scuole, approfondimenti culturali, grandi ospiti. Ieri avete presentato nella conferenza ufficiale di presentazione, era presente anche Sanda Delia che è reduce da un record di apnea 103 metri nelle acque delle Filippine, dopo aver anche svolto un'altra impresa importantissima, molto difficile, quella nelle acque dolci del lago Baikal in Siberia. Diciamo un atleta veramente completa da un punto di vista sia fisico che mentale. Beh sì, certo, quest'anno siamo ricchi di personaggi così che hanno fatto e stanno facendo la storia del mare, perché non meno di un'ora fa ho ricevuto un messaggio dalla Lisa Blair, che è la nostra guest star, che appunto era a Dubai e stava prendendo l'aereo per Venezia. Io infatti dopo vado a prenderla, quindi anche lei, che è una velista, ha circumnavigato l'Antartide 2 volte, la prima volta non c'è riuscita ma è stata comunque la prima donna, la seconda volta è riuscita a battere il record abbassandolo di 10 giorni penso, ed è la prima donna a averlo fatto in solitaria senza assistenza, quindi personaggi di questa levatura saranno presenti a Mare Nord-Est. Allora Gianluca, io vi restituisco la linea salutando di nuovo affettuosamente il sindaco Ziberna, che ricordo assieme a lui era all'inizio dell'estate di qualche anno fa, svolto una trasmissione di Sveglia Trieste proprio più o meno a quest'ora a bordo del collegamento marittimo fra Trieste e Grado, quindi magari gli rievochiamo anche lui con il simbolo del mare alle nostre spalle, diciamo tutto attorno a noi, con questo primo collegamento gli rievochiamo questo ricordo. A voi la linea. Grazie Bernardo, i tuoi ospiti. Allora sindaco, prendiamoci un minuto prima della pubblicità, insomma si ricorda di quell'appuntamento che ha ricordato poco fa Bernardo Gulotta? Come no, lo ricordo bene, ma ricordo anche che era una bellissima giornata soleggiata. Siamo partiti da Trieste, siamo arrivati fino a Grado e detto tra noi, ci siamo anche divertiti. A dimostrazione che si può fare comunicazione, si può promuovere il territorio, si possono promuovere i relativi servizi anche divertendoci. E io so che voi fate il vostro lavoro con passione, con conoscenza e con competenza, ma anche con divertimento, perché stare con voi piace sempre. E poi neanche sotto tortura vi dirò come so che domenica a colazione, ovvero a pranzo che dir si voglia, Gullotta festeggerà il 20° della sua cena di matura, ma non vi dirò chi me l'ha detto. Che belle queste cose che scopro anch'io così in questo modo, grazie sindaco. Il sindaco tra l'altro le faccio anche commentare, sa c'è Marco Englaro, vignettista, fumettista che ci manda le sue vignette e visto che lei è ospite qui l'ha mandata su Gorizia, sabato a Gorizia città bloccata, se Ineciol in giro, no? Ineciol in giro. Il Giro d'Italia, la tappa importante Nova Gorizia, e allora sindaco rischia di passare un po' in sordina in realtà, insomma è una tappa importante questa. A parte il fatto Marco Englaro che è bravissimo, eccezionale con le sue vignette, me le mando ogni mattina e mi fa morire, davvero è grandissimo. Ma non scordiamoci che il Giro d'Italia insieme al Tour de France sono i 2 eventi sportivi e culturali al mondo, in tutto il mondo, che attraggono maggiore attenzione. Parliamo di circa 700 milioni, non 1000, 700 milioni di persone
che in tutto il mondo, in diretta o in differita, attraverso la televisione, attraverso i tablet, attraverso internet, potranno godere del territorio che verrà offerto loro. Sono più di 200 le televisioni in tutto il mondo che hanno firmato un contratto con la RAI. 2 sono gli elicotteri che assicureranno immagini ancora più suggestive, un anello tra Gorizia e Nova Gorizia percorso 2 volte, capirà che la curiosità di non una tappa ordinaria, quella del 24 partirà da Treviso, attraverserà Friuli Venezia Giulia per arrivare tra le 16:30 e 17:30 a Gorizia, come dicevo con questi 2 anelli, ma arriverà esattamente sul confine tra Gorizia e Nova Gorizia, tra Italia e Slovenia, perciò è un elemento di forte novità, di grande curiosità. E poi ripeto, questo territorio che davvero attraverso questa strada, tutto il Friuli Venezia Giulia, le bellezze della nostra regione arriveranno sul Collio a Gorizia, i palazzi storici, la narrazione del confine, perciò della capitale europea della cultura. Da questo turismo ne trae un beneficio non soltanto l'Isie di Sontino, una quota della Slovenia, ma tutto il Friuli Venezia Giulia. Ecco perché quando noi promuoviamo la capitale europea della cultura, in realtà si tratta di una promozione anche di Trieste, di Cividale, di Palmanova, di Udine, di Pordenone, di Grado, di Lignano. La nostra regione è talmente bella, ma grazie al cielo, punti di vista, è anche così piccoli che in un'ora davvero la si attraversa. Come per me è sempre un piacere immenso venire a Gorizia, il 10 festa della mamma, sono venuto in un ristorante, non dico quale per non fare pubblicità, insieme a mia moglie, mia figlia, mia suocera, mia cognata, proprio a Trieste sul mare. Ma dove potete? Vi trovate in un ristorante, giornata bellissima, e vedete il mare da davanti. E questo a 35 minuti da Gorizia. Ecco perché il mio cuore ovviamente è a Gorizia, come sindaco della mia città, sono nato a Gorizia, ma guardo sempre con grande affetto, con grandissimo affetto e ammirazione la città di Trieste. E Sindaco, a proposito di questo, prima di lasciarci per la pubblicità, buongiorno, ci scrive un telespettatore: annualmente devo recarmi a Gorizia per una visita urologica e ne sono molto soddisfatto, insomma. Quindi un telespettatore che, povero per problemi di salute, deve andare spesso a Gorizia a curarsi per varie questioni, però insomma rimarcare appunto quello che lei aveva detto poco fa. Allora Sindaco, direi piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo ancora su temi goriziani, vedremo se anche Bernardo si collegherà un'altra volta. A fra poco. Con noi, ma ho visto che c'è anche Bernardo Gulotta che mi chiede la linea, allora farei subito un passaggio da lui. Bernardo. Sì, grazie della linea, torniamo, noi siamo sempre in mezzo al mare, torniamo con voi per farvi vedere quello che sarà il villaggio di Mare Nord-Est, che come hai detto aprirà i battenti venerdì. Edoardo, torno da te, mi sposto un attimo così abbiamo il favore della camera che Gianluca Valenta può riprendere senza l'ostacolo del mio berretto i gazebo. Tutto pronto, ci saranno diverse aree, diciamo tematiche, dove si svolgeranno gli incontri, i laboratori, gli spettacoli e tutto il resto. Beh sì, abbiamo tre aree, 3 capannoni, 3 tendoni, chiamali come vuoi, dove in uno ci sarà la parte conferenziale dedicata all'Accademia, dove darà il loro tridente d'oro, poi tutti i nostri ospiti che verranno a partecipare a Mare Nord-Est. Poi avremo una zona dedicata ai ragazzi, perché avremo dei laboratori in collaborazione con l'OGS, l'ARPA, il Museo dell'Antartide, eccetera, e poi ovviamente la parte, io la chiamo Expo, dove ci saranno i nostri espositori, tra i quali la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza, l'Accademia Nautica, CNEZ, insomma, e tanti altri, quindi sarà un posto dove vedere un po' quello che succede nella nostra città per quanto riguarda il mare. Roberto,
i temi che si affronteranno, perché c'è cultura, c'è sport, c'è sostenibilità, c'è sensibilizzazione, c'è un po' di tutto. Ma partiamo da questo presupposto. Questa edizione, mai come questa edizione, abbiamo voluto puntare soprattutto sull'educazione, ma soprattutto nei confronti dei giovani. E per noi di Mare Nord-Est, che durante l'anno operiamo su più fronti, a cominciare dalle operazioni di pulizia dei fondali, ma continuando appunto con le operazioni nei confronti, diciamo, dei bambini, soprattutto dei ragazzi più giovani, abbiamo voluto, attraverso i testimonial che abbiamo, ne abbiamo citati alcuni, ma ce ne sono anche altri, tipo Andrea Mardoc Alpini, che è uno dei più grandi esploratori attuali del mondo della subacquea, insieme a Sergio Davi, che è un altro gomonauta che farà questa operazione Palermo-Tokyo in gommone, in solitaria. E questo vuol portare, insieme all'esempio della Lisa Blair e della Sanda Delia, un messaggio fondamentale per i ragazzi. Se c'è la passione, se c'è la volontà, se c'è la determinazione, se c'è l'amore, le cose si riescono a fare. Anche se il teatro in cui si va ad operare, soprattutto tutta la parte burocratica, eccetera, è molto complessa, di questo ce ne rendiamo conto giornalmente, però se c'è la voglia di fare, c'è la possibilità di fare, e dai ragazzi vogliamo semplicemente dare questo messaggio. Se ci sono delle persone che fanno delle cose tanto importanti, anche voi con un minimo di attenzione, con un minimo di amore nei confronti del mare, per esempio, riuscirete anche voi a fare le vostre cose. Anche perché molto spesso quel gradino che fa la differenza tra l'osservare e lo spendersi, diciamo, un tanto al chilo, è l'adoperarsi in maniera profonda, è proprio la volontà, cioè la determinazione nel farlo, poi le competenze arrivano. Certo, non c'è dubbio, noi stessi siamo un piccolo esempio di questa cosa, perché abbiamo iniziato 14 anni fa con il classico situazione dei 3 amici al bar che si incontrano, e dopo 14 anni riuscire a portare star di tipo internazionale del mondo della subacquea a Trieste, evidentemente è un segno che quando c'è l'amore nei confronti delle cose, queste si possono riuscire a fare. Ai ragazzi e ai giovani il messaggio deve arrivare costantemente, ed è un messaggio che deve essere ricco di esempi e allo stesso tempo anche di gioia di fare le cose, nel senso che quando ci si accinge, per esempio come Sanda Delia, a affrontare le profondità marine, meno 103 metri nuotando, quindi senza maschera, senza pinne, bisogna avere molta determinazione, molto amore verso questo ambiente incredibile che è appunto il mare. Ecco, a me ha fatto specie, adesso restituiremo la linea allo studio, mi ha fatto specie ieri in fase di conferenza di presentazione, quando proprio Sanda ha detto la preparazione per questa immersione 103 metri, ma mi ha fatto specie quando ha detto ho preso la boccata e sono andata giù. Io arrivo giù e dopo un metro torno su, perché non ce la faccio più, sono già viola. 103 metri nelle acque delle Filippine, il freddo, le correnti, le variabili anche per tutto ciò che concerne la luce, la pressione ovviamente, era equipaggiata, non è che è andata nature così col cappellino e col giubbottino, però insomma non male, no? Sì, tanto di cappello, però ecco, vedi questo suo esempio, come diceva prima Roberto, no? 4 amici al bar, abbiamo iniziato con una sala conferenze con 50 persone, siamo finiti con 800 metri quadri di villaggio in Piazza Unità, quindi anche noi teste dure, sempre sul pezzo, sempre cercare in qualsiasi modo di sfruttare qualsiasi possibilità per portare a conoscenza della nostra cittadinanza le bellezze del nostro mare. Allora Gianluca, io vi restituisco la linea, noi ci sposteremo verso Porto Vecchio, così vediamo uno spaccato anche diverso da un punto di vista delle immagini, e parleremo anche di sostenibilità, perché Mare Nord-Est è tanta sostenibilità, tanti messaggi volti all'ambiente, e visto che Mare Nord-Est promuove anche attraverso i più giovani tante attività di volontariato, la pulizia dei fondali, la raccolta dei rifiuti nelle spiagge e altro ancora, ne parleremo nel prossimo collegamento. A voi. Grazie Bernardo, io ne approfitto per tornare subito dal sindaco Ziberna, che tra l'altro è molto impegnato, così ne approfitto prima delle 9 di concludere con lui. Sindaco, novità su Gorizia, al netto di quello che leggo già sul quotidiano, come sia il progetto da 1.600.000 euro per sistemare il polivalente, ridefinizione degli spazi, efficientamento energetico e quant'altro, ma immagino non solo questo, che acqua bolle in pentola, sindaco, a Gorizia. Io da una battuta che faccio
Io è che Trieste e Gorizia capiscono, nel resto del paese no, da figlio di istriani sono un ottimizzatore di risorse, nel senso che non ho mai pensato di spendere neppure, ecco, per quanto riguarda ad esempio la Capitale Europea della Cultura, neppure un euro che non servisse anche dal 2026 in poi. A proposito appunto di investimenti, di infrastrutture, io sto pensando solo a contenitori, a luoghi di aggregazione, dallo sport alla cultura, attività fieristica, merceologica, posteggi eccetera eccetera, che possono servire anche nel 2025 Capitale Europea della Cultura, ma soprattutto e ovviamente dal 1 gennaio del 2026. Se penso all'ex mercato Lingrosso, orribile, che era un vecchio posteggio che oggi è rinato a nuova vita, che potrà ospitare nei suoi 2500 metri quadri, oltre che per il posteggio, ovviamente da ottimizzatore di risorse, anche appunto attività culturali, sportive, fiere, mostre, qualunque cosa, perché è coperto da una tettoia bellissima, trasparente, perciò che piova, che ci sia sole, vento sarà totalmente indifferente, ma penso anche al Palais Bigot, penso al posteggio, quel orribile posteggio di Piazzale Casarossa, che entro poche settimane sarà un gioiellino, ovviamente prima del 24 maggio quando arriverà la tappa del Giro d'Italia. E a questo proposito Piazzale Casarossa, spoilerò, visto che la conferenza stampa sarà oggi, fra poche ore, conferenza stampa nell'ambito dell'attività, della promozione delle iniziative che bisogna porre in essere per promuovere, cioè per prevenire gli infortuni sul lavoro. Il 23 giugno, come è stato annunciato peraltro nel concerto del 1° maggio a Roma, il 23 giugno ci sarà il primo di una serie di concerti che avrà questo scopo. Ci saranno dei personaggi di grande spicco, cantanti con performance, perciò cantanti conosciuti dal pubblico internazionale oltre che nazionale. Poi un altro concerto sarà il 24 maggio, un altro concerto il 3 luglio, 15 luglio, avremo davvero tanti concerti, perché cultura è anche musica, ma cultura sono anche grandi eventi culturali. Il 25 maggio, perciò fra pochissimi giorni, inaugureremo, dopo lo straordinario exploit della mostra su Andy Warhol, che ha registrato più di 60.000 presenze grazie al finanziamento dell'amministrazione regionale, a Palazzo Atems. Ecco, dicevo, il 25 maggio inaugureremo la mostra di Zoran Muzic. Zoran Muzic è uno dei capisaldi all'interno della programmazione della Capitale Europea della Cultura, perché artista di fama ovviamente mondiale, ma tipico del nostro confine, tipico della nostra frontiera. Abbiamo ancora in corso una bellissima mostra sui ponti, i ponti che dalla sorgente del fiume Isonzo arrivano fino alle sue foci, organizzato insieme all'ordine degli ingegneri della provincia di Gorizia e anche all'ordine analogo della Slovenia. Abbiamo la grande mostra, abbiamo fatto una mostra, ce ne sarà ancora un'altra su Basaglia. Abbiamo l'opera di Caravaggio che vale quasi 50 milioni di euro, comunque oltre 40 milioni presso la Fondazione Cassa di Risparmio. Abbiamo in programma, questioni di pochi mesi, verrà inaugurata una splendida e grandissima mostra sul patriarcato di Aquileia, perciò sul tesoro di Aquileia. E visto che parliamo appunto di patriarcato, parliamo di una porzione di Europa importante: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, una parte del Piemonte, Carinzia, un lembo di Germania, perciò sarà comunque una mostra di grandissimo interesse, che faremo anche in collaborazione ovviamente con la Curia, con la Regione, con l'amico Zorino, sindaco di Aquileia. Ma sto pensando solamente ad alcuni. Se torniamo invece prima sugli investimenti, dicevo per lo sport, quando ho citato il Palais Bigot, perché sarà luogo di sport, ovviamente il Palais Bigot, che era chiuso da tantissimi anni, ma sarà anche luogo in cui si esibiranno dei grandi artisti della musica, perciò una struttura per i concerti al coperto, e tra l'altro una struttura che a parere degli organizzatori è in assoluto la più adeguata, la migliore tra Padova e Lubiana. Ecco perché la riqualificazione è stata fatta proprio tenendo conto delle osservazioni, tra virgolette le prescrizioni, le osservazioni, i suggerimenti che ci sono stati dati da questi grandi organizzatori. Ma pensi anche un'altra cosa, anche banalmente, gli stessi posteggi che io, perché la mia filosofia è cercare di rendere la nostra città più verde possibile, ecco perché abbiamo tanto verde, 200
100% sono gli spazi a Gorizia, dal più piccolo al più grande, verde. Si sarà accorto anche lei che abbiamo riempito Gorizia di fiori, di aiuole, oltre che su una città bella, ordinata, pulita, sulla quale stiamo investendo tanto anche per rifare strade e marciapiedi, ma dicevo anche un banale posteggio, certo è un posteggio che serve, è di servizio a chi abita, al turista, e di servizio alle attività economiche, ma la visione nostra anche di quando asfaltiamo e cementifichiamo, tra virgolette, in realtà non abbiamo cementificato perché già era un vecchio posteggio orribile, lo facciamo su 2 piani, lo scopo è quello di abbattere il CO2, abbattere le polveri sottili, perché oltre il 20-25% del traffico veicolare, o meglio, sì, del traffico veicolare, quello che produce inquinamento, perciò quello che produce polveri sottili, CO2, deriva da quel traffico che cerca posteggio. Sapere che uno arrivato a Gorizia avrà la possibilità di posteggiare e a 3 minuti, 4 minuti a piedi essere davvero dove vuole, perciò anche questo va nella direzione di dare più servizi, più luoghi di aggregazione, luoghi per poter posteggiare e maggiori servizi alla città. Ma pensiamo anche ad altri interventi. La Fondazione Coronini, il 28 di maggio inaugureremo la mostra sui Borbone. Perché Borbone? Perché sappiamo che Carlo X, ultimo re di Francia, ha vissuto l'ultimo lembo della sua vita a Gorizia, nella Villa Coronini, ed è sepolto lui con altri 9 suoi parenti nella cripta della Castagnevizza, a pochi metri dal confine. Un parco bellissimo inaugurato pochi mesi fa, 1.700.000 euro, un progetto premiato in ambito nazionale, e il parco di Villa Coronini è davvero un gioiello da vedere. Fra brevissimo inaugureremo la Valletta del Corno, 13 ettari che fino a pochi anni fa era un bosco, una boscaglia letteralmente impenetrabile, invece adesso avremo le acque verdi, ci mancherebbe altro, le acque trasparenti del torrente Corno, quelle scure sono già state intombate, 3 ponticelli che collegano una sponda con l'altra, luoghi per l'aggregazione, per giovani, per lo sport, per i diversamente giovani, punti di somministrazione cibo, bevande, 4,5 km di piste ciclopedonali, 7 accessi da diversi luoghi della città. Abbiamo inaugurato sabato scorso un'area sosta e di servizio per camper. Decine e decine sono i camper che ogni santo giorno vengono a Gorizia, perché sono arricchiti questi spazi dai servizi di cui hanno bisogno: acque chiare, scarico acque scure, colonnine elettriche, e a 3 minuti dal centro della città. E poi pensiamo a quello che stiamo per fare all'aeroporto Duca d'Aosta, con i 2,5 milioni di investimento per i sottoservizi, che sarà un luogo destinato appunto ad accogliere e ospitare grandi concerti, ma concerti per 50, 60, 70 mila persone. Le ho citato solamente alcuni di questi investimenti per non occuparle tutto lo spazio, per consentirle anche di fare qualche altra domanda e soddisfare qualche altra curiosità sua o di telespettatori. Incredibile la memoria che ha, Sindaco, perché non ha un foglio là sotto, vero? Perché non avrei saputo elencare tutto questo con la mia memoria non è famosa. Sindaco, velocemente allora, perché so che lei deve scappare per degli impegni: maxi esercitazioni di protezione civile a Gorizia, Nova Gorizia e a Ducina, e ce lo ricorda anche il telespettatore Claudio Visintin, che la saluta, insieme al fatto che anche Topolino il magazine Topolino ha dedicato una copertina a Gorizia e alla storia, al mistero del castello, quindi Gorizia al centro anche di questo. Sì, flash innanzitutto da divoratore, non lettore, da divoratore, faccio outing, divoratore di Topolino. Io la domenica, dopo aver fatto il chirichetto in chiesa, mi fiondavo letteralmente dall'edicolante per acquistare il Topolino con i soldi che mi dava mamma o papà. Non ho più tempo di leggerlo adesso, ma ho sfogliato oggi 21 maggio e perciò nelle edicole troverete un episodio con zio Paperone, con Quico qua, dove si parla di castello, della Castagnevizza, si parla del palazzo municipale, perciò leggete, andate ad acquistare il Topolino di oggi, e a settembre ci sarà un altro episodio legato alla banda Bassotti, perché parleremo anche di altri luoghi
della nostra città. Altri fumetti ancora parleranno di Gorizia. Invece per quanto riguarda, è un modo anche bello, carino, simpatico per intercettare gusti e target diversi. Invece per la protezione civile dal 5 all'8 giugno la più grande esercitazione di protezione civile sul nostro territorio frontaliero italo-sloveno, che sappiamo quanto sia stato drammaticamente ferito dagli incendi di alcuni anni fa, che grazie al cielo hanno salvato la parte italiana ma hanno infierito su quella slovena, sul Carso sloveno. La simulazione invece sarà quella di un disastro sismico con oltre 5 punti della scala Richter, più di 500 persone, perciò dalla protezione civile, vigili del fuoco, forze dell'ordine, personale sanitario, rappresentanti dell'università. Ci sarà davvero, ecco, questa è un'occasione anche per non allarmare i cittadini. Avrò altri modi per informarli, non si preoccupino nel momento in cui sentiranno ambulanze, sirene e vedranno mezzi di ogni tipo che correranno, perché è una simulazione, perché l'importante è questo. È ovvio che tutti noi speriamo che non accada alcun disastro, è ovvio, ci mancherebbe altro, ma l'importante è che i cittadini sappiano che qualunque cosa, ripeto, qualunque cosa dovesse accadere sul nostro territorio, noi vogliamo prepararci. Ovvio che ci sono questi eventi che non si possono prevenire, ci mancherebbe altro, madre natura non ci ha ancora consentito, messo nelle condizioni di prevenire e impedire il realizzarsi di questi eventi, ma che sappiano i cittadini che vale per questo tipo di incidente come per incendi boschivi e di qualunque altra natura, anche perché guardiamo in tutta Italia ad esempio il dissesto idrogeologico che cosa provoca. Ecco perché noi abbiamo soltanto un piccolo lembo di territorio municipale che potrebbe essere preoccupato da un dramma idrogeologico, ma un anno sì, un anno no, facciamo delle micro esercitazioni in quel settore per preparare le famiglie, preparare i mezzi. Ecco, questo per quanto riguarda un disastro tellurico, sismico, sarà dal 5 all'8 giugno. Io credo che davvero quello che conta, come dicevo anche prima sulla sanità, è la percezione. I cittadini devono sapere che se accade qualcosa devono sapere che comunque c'è una grande struttura della protezione civile della regione che, come sapete, nasce nel Friuli Venezia Giulia dopo il 76, che viene invidiata e copiata in tutto il mondo, e ben volentieri la nostra protezione civile mostra agli altri come la stiamo facendo. Un grande grazie, immenso grazie anche ai volontari della protezione civile, che sappiamo quanto stiano rischiando. La regione è al loro fianco, i sindaci di tutto il Friuli Venezia Giulia sono al loro fianco. Noi abbiamo ragazzi e ragazze, giovani, donne e uomini della protezione civile che rinunciano a dedicarsi alla famiglia, al lavoro, alle proprie altre attività, rischiano, abbiamo visto, ai noi, la loro incolumità fino addirittura alla propria vita, dedicano perciò questo loro tempo, conoscenze e competenze e tempo agli altri. Dobbiamo necessariamente mettere in sicurezza questa loro attività, perciò mille volte grazie a tutti coloro che parteciperanno a queste 3 giornate di straordinaria preparazione, e perciò anche grazie a voi media che danno comunicazione di questo. Sindaco, grazie, la lascio ai suoi impegni, un saluto e buon lavoro. Grande saluto a te, caro, grande saluto a Gullotta, che in questo momento immagino tornerà con qualche altro servizio prima di andare domenica appunto alla colazione del 20° della matura. Un saluto al vostro studio e un saluto ai tantissimi telespettatori. Grazie al sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, grazie per il suo collegamento, ma a questo punto torniamo da Bernardo Gullotta. Se hai tempo, Bernardo, anche 1 minuto, 2 minuti, insomma, poi andremo in pubblicità. Prego. Ci siamo spostati con la visuale verso il Porto Vecchio, i vigili del fuoco alle mie spalle. Bolelli, la traversata delle 3 nazioni, diamo questo dettaglio prima della pubblicità, poi torneremo di nuovo, magari approfondiremo, però è uno degli eventi più scenici anche, nonché importanti di Mare Nord-Est. Seconda edizione è un'edizione in cui i partecipanti rispetto alla prima sono più che raddoppiati, siamo a quota 10 persone che faranno questa gara.
partendo da Punta Salvore e arrivando davanti alle acque di Capodistria, e per terminare il tutto davanti alla nostra bellissima Scala Reale. Sono 27 km di nuotata, è sicuramente qualcosa di impegnativo, una nuotata di gran fondo, ma è una nuotata che ha anche una valenza vuol dare un messaggio di unione tra questi tre paesi, ognuno con la propria identità, ma comunque sono tre paesi della comunità europea che si affacciano su uno stesso mare. Quindi i problemi che possiamo avere noi sono gli stessi problemi che possono avere anche gli sloveni ed i croati, e quindi per questo motivo dobbiamo, e qua rientriamo nel messaggio ambientale che noi vogliamo dare di unione, di preservare ugualmente tutti quanti nella stessa maniera. Quindi questa è una nuotata sia di carattere sportiva, ma con una valenza anche di tipo educativo e soprattutto di esempio di collaborazione tra tre paesi. Che poi lo diciamo a chi, come il sindaco Ziberna in studio, vive questa situazione tra Gorizia e Nuova Gorizia nell'anno infatti di Go 2025. Infatti proprio per questo motivo Mare Nord-Est quest'anno è uno degli eventi di Go 25, proprio la traversata delle tre nazioni è stata scelta come evento di Go 25. Ecco, vi restituiamo la linea per la pubblicità, ci risentiremo tra non molto. A voi. Grazie Bernardo, pubblicità e poi con il prossimo ospite in studio Caterina Conti, Partito Democratico, segretaria regionale, a fra poco. Segretaria regionale del Partito Democratico, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Allora segretaria, direi facciamo subito sentire la telefonata e poi partiamo. Pronto? Pronto, buongiorno. No, caduta la telefonata. Allora, parto io dalle mail, perché diverse mail richiamano il discorso del terzo mandato, della crisi in Friuli Venezia Giulia per quanto concerne appunto l'alleanza del centrodestra, crisi che si sta già provando a ricucire, secondo le parole di Massimiliano Fedriga, che starebbe quindi lavorando per questo, come ha detto, e il ruolo di Fratelli d'Italia, che sappiamo che cosa pensa davvero del terzo mandato, il ruolo della Lega, che invece è il cavallo di battaglia sul terzo mandato, poi c'è tutta la questione trentina dell'impugnazione della legge che approvava appunto il terzo mandato, e vedremo anche lì cosa si deciderà, anche a livello di Corte Costituzionale magari se si esprimerà. E quindi cosa sta succedendo, segretaria? Perché è una mossa politica? Non lo è? È una crisi per vedute opposte su certi temi? Davvero tutto parte dalla sanità e c'entra la sanità, o era un pretesto? Che cosa ne pensa? Ma è un braccio di ferro all'interno della maggioranza tra Lega e Fratelli d'Italia, perché sappiamo che Fratelli d'Italia è forte, nell'elettorato, alle urne si è dimostrato il primo partito nel paese, e sappiamo anche che Fedriga 2 anni fa ha vinto le elezioni regionali con un mandato ampio e con una forza significativa, sia per quanto concerne la Lega, sia con la sua lista, la lista Fedriga, la lista del Presidente. Quindi c'è in atto un problema interno alla maggioranza che riguarda il futuro di Fedriga, che non sa cosa farà dopo aver finito il suo mandato, perché adesso è quasi a metà mandato come presidente della regione, scade nel 2028, però se non può ricandidarsi si apre un problema sulla sua carriera politica. Lui è stato in Parlamento, lo ricordo, dal 2008 se non sbaglio, per lunghi anni, e quindi ovviamente vuole continuare a essere un protagonista principale, in un momento in cui però la Lega ha come segretario Salvini con un vice come Vannacci, quindi non esattamente la Lega di Fedriga, ecco, o la Lega della prima ora. In questo scenario Fratelli d'Italia rivendica e vuole invece che questo terzo mandato non sia concesso, così come è previsto peraltro dalla Costituzione, eccetera, anche per dei motivi validi, anche perché nel 2028, o magari se si anticipa alla fine della legislatura nel 2027, vuole esprimere un candidato presidente nella persona di Ciriani. Quindi è in atto un braccio di ferro, possiamo dire, tra i due,
che riguarda i loro destini personali, non riguarda nessun punto della politica e dei problemi che sono sotto gli occhi di tutti in Friuli Venezia Giulia, cioè non riguarda la sanità, non riguarda il problema del lavoro, non riguarda il problema del potere d'acquisto, non riguarda il problema delle aziende che chiudono. Abbiamo visto cosa sta succedendo a Trieste con Flex da una parte. Lei era all'appuntamento con Orlando, sì, giusto, davanti sì, ai cancelli di Flex. Ma non solo, abbiamo sentito ieri che la Roncadin probabilmente si tira indietro dal subentro. Togliamo il probabilmente, mi pare di aver capito, perché effettivamente... Così è, quindi ci sono tanti lavoratori che hanno un grande problema di lavoro, sappiamo che ci sono problemi infrastrutturali in questa regione, una regione dove la mobilità non è semplice, tutta la presa in carico degli anziani, delle persone con disabilità, delle persone con una malattia, quindi tutto questo problema sociale che emerge. Sono usciti anche i dati pochi giorni fa sulla povertà in Italia che dicono che insomma ci sono tante persone che faticano ad arrivare non alla quarta, alla terza settimana di fine mese, ma questo non è un problema che sta riguardando questa crisi è semplicemente per un braccio di ferro interno, perché la Lega vuole forzare sul terzo mandato e dopo il deposito delle motivazioni della Corte Costituzionale sul perché invece questo non può essere consentito è scoppiato il caos. Sentiamo una telefonata, poi stiamo però sull'argomento anche. Pronto? Pronto, posso parlare? Prego, buongiorno, sì, salve. Buongiorno. Grazie. Saluto la signorina là che non finisce più di reclamizzare il suo partito. Io volevo dire, signorina, buongiorno. Buongiorno a lei. L'altro giorno su un quotidiano locale una sua collega ha detto no, perché ci sono i stranieri che mandano troppi. Difatti i stranieri, signorina, un momento, non rida, ascolti bene quello che lo dico, qua è una ottantenne da Gorizia. Allora, intanto le signore che vengono qui non lavorano le mogli e questa sua collega ha scritto sul giornale che se avessero vietato agli italiani emigranti nel nostro paese saremmo in miseria. Non è vero, signorina, io ero anni 60 in Canada, ho lavorato, mio papà è andato con l'ufficio del lavoro, mia mamma è venuta, abbiamo sempre lavorato. Qua a Gorizia basta saper lavorare, non fare propaganda alla sua collega, non faccia propaganda, signorina, perché all'estero si lavorava, si guadagnava, si pagava l'affitto. Io sono andata in una scuola cattolica, non ho 80 anni, potrei essere sua nonna, e invece di fare tante critiche date qualche consiglio, qualche suggerimento invece. Grazie, buongiorno, buona giornata. Grazie, buongiorno. Non ho presente l'articolo a cui si riferiva, sinceramente. Nemmeno io, non ho nemmeno capito bene su cosa stessimo discutendo, nel senso che in Italia chiunque vuole lavorare può farlo se trova lavoro, ovviamente, quindi non capivo bene il punto. Cercherò l'articolo al quale si è riferita la signora, non ho presente di cosa stesse parlando, sinceramente approfondirò, grazie. Fratelli d'Italia dice discutiamone sul terzo mandato. Se l'aspettava questa apertura, visto che pareva che fosse a parole impossibile. È un'apertura a parole, no? Al momento, perché la sentenza della Corte Costituzionale spiega perché il terzo mandato non va dato, c'è un punto di tutela dei cittadini perché una carica monocratica come quella del Presidente della Regione è una carica molto rilevante perché ha potere, ha fondi, ha conoscenze, ha relazioni, quindi c'è una tutela della nostra e una saggezza anche della nostra Costituzione, appunto della sentenza, che dice che i 10 anni sono abbastanza sufficienti per chiunque rivesta uno di questi ruoli. Inoltre il governo ha annunciato che impugnerà la legge del Trentino, perché il Trentino qualche settimana fa aveva approvato una legge proprio per garantire il terzo mandato. Se invece prevale la norma nazionale sulla norma regionale, ancorché a statuto speciale, significa che questa strada è preclusa, per cui credo che oggi semplicemente Fratelli d'Italia si renda conto che anticipare
la fine del mandato non sia conveniente per loro al momento, però non penso che sia un'apertura vera. Comunque attendiamo il colloquio della Meloni con Fedriga di domani, se non sbaglio, non so quali rassicurazioni potrà avere Fedriga. Quello che è certo però è che se Fedriga vuole andare avanti sul terzo mandato, garantendo la specialità regionale, che lo faccia a viso aperto e poi l'Aula voterà. Quindi io penso che invece non riusciranno ad arrivare a un punto, quindi due sono gli scenari: o si rimettono d'accordo con un cerotto, però è un cerotto che tiene finché tiene, perché una parte di Fratelli d'Italia scalpita, oppure è anche possibile che si vada al voto anticipato a ottobre, prima della metà della legislatura. Che è l'unico modo per cui in questo caso Federica, senza votare una legge, si potrebbe effettivamente ricandidare. Esatto. Però è un passaggio non semplice, anche dal punto di vista diciamo del Consiglio regionale. Non è banale il passaggio che dovrebbe avvenire. A proposito di Consiglio regionale, prima della pubblicità le faccio vedere questa vignetta di Marco Englaro, il nostro amico che ringrazio, che ci scrive sempre: gli assessori che ha rimesso le deleghe, poveri, se sta di sai mal. Questa insomma la battuta, e ringraziamo Marco Englaro che giustamente, visto che siamo in tema, cita l'episodio in cui poi abbiamo anche visto il centrosinistra uscire dall'aula ieri. Certo. Poi è stata privata la delega omnibus in assenza, eccetera. Insomma, gli assessori presenti, alcuni sono effettivamente eletti anche in consiglio, ma insomma c'era un po' di bagarre sulla questione. Nel momento in cui si dice che 7 assessori su 10 hanno rimesso le deleghe e si presentano nell'aula del Consiglio regionale come se niente fosse, cioè c'è qualcosa che non torna, no? O hanno rimesso le deleghe e quindi c'è un impasse, c'è una crisi di governo in atto, oppure sono nel pieno delle loro funzioni. Non è che si possono fare entrambe le cose, cioè è come se, non so, il datore di lavoro dicesse la fabbrica è chiusa, lo dicesse pubblicamente, siamo in crisi, ma poi il giorno dopo si va a lavorare come se niente fosse. Noi abbiamo evidenziato che insomma c'è un punto su cui noi chiediamo a Federica di riferire ovviamente in aula. È chiaro che questi giochi stanno al di fuori dell'aula del Consiglio regionale, però è chiaro anche che se quelli sono i lavori e quello è l'indirizzo politico, noi vogliamo capire con chi stiamo parlando, con assessori dimissionari, con assessori che sono a metà, sono nel pieno delle funzioni, fanno rappresentanza, cioè cosa sta succedendo? Francamente è una presa in giro delle istituzioni, perché quando si rimettono le deleghe, cioè si scrive e si dimettono le deleghe, no? Allora che loro non l'abbiano scritto ma l'abbiano solo annunciato ci fa anche capire però che hanno alzato il prezzo, no? Rispetto a Fratelli d'Italia e a questo braccio di ferro che, ripeto, non ha a che fare per niente con i problemi dei cittadini che anche in questa trasmissione raccogliete, segnalate, ma ha a che fare col potere sostanzialmente. Allora, so che Bernardo Gulotta era pronto a collegarsi, però devo chiedere di attendere qualche minuto, dobbiamo andare alla pubblicità che è già un po' in ritardo, e poi al rientro ci collegheremo subito con Bernardo e torneremo ovviamente anche a parlare con Caterina Conti, segretaria del Partito Democratico. A fra poco. Vedo Scarpe adesso, eccola qua, adesso vedo Bernardo fra poco, eccolo, ora lo vedo che è in compagnia sempre dei suoi ospiti per Mare Nord-Est, in mare dalle parti di Portovecchio come promesso, per darci uno spaccato diverso. Bernardo, di nuovo ben ritrovato. Grazie della linea, grazie di nuovo, buongiorno anche all'ospite in studio, al cambio di sedia, anche se prima era collegato in videoconferenza Ziberna, buongiorno anche a Caterina Conti. E noi siamo sempre in compagnia di Roberto Bolelli e Edoardo Natelli, cofondatori e organizzatori di Mare Nord-Est, dalla cornice marina attorno a noi, da un lato la diga di Trieste, dall'altro Portovecchio, come sta facendo vedere adesso Gianluca Valenta. Ci sono attività che si collegano, benché non siano proprio approfondite con dei panel specifici, Edoardo, che hanno a che fare con una dinamica, quella dell'affondamento controllato delle imbarcazioni, attività che serve per creare e favorire un nuovo ecosistema marino, quindi uno sviluppo subacqueo
per la fauna ittica. Assolutamente sì, giusto appunto ci troviamo in una zona della diga vecchia dove ci sono 4 relitti, il Mjolner, che per quelli come me che hanno i capelli bianchi se lo ricordano, era un traghetto ristorante che ha fondato fine anni 70-80, e 2 rimorchiatori dei primi del Novecento, il Pirano e il Pola, che sono un po' storici anche perché hanno dei motori un po' particolari, e un altro dei nostri tanti progetti è appunto recuperare uno di questi per poi poterlo posizionare dentro qualche museo, penso quello del mare, eccetera. A Mare Nord-Est ci sarà il neoeletto presidente di Assosub, che è quell'associazione che raggruppa tutti i produttori, le scuole diving e anche le didattiche e tutto quello che riguarda la subacquea. Sono presenti ovviamente su tutto il territorio e sono i padroni dell'Eudi, che è la fiera annuale che si tiene a Bologna per quanto riguarda la subacquea. Quindi diciamo i relitti ci sono già, però ecco, siamo in zona portuale, quindi non ci si può andare come vorremmo. E noi da anni, insieme a Roberto, stiamo lavorando per posizionare una barca nel nostro golfo per questi motivi, per un motivo di appunto ecologico, creare una barriera, per un motivo turistico, portare la gente ai subacquei, ma anche dedicare una parte di questa barca alla scienza, alla ricerca, dove loro possano appunto vedere come si sviluppa. In più creare una palestra per i nostri amici vigili del fuoco, i carabinieri, la Guardia di Finanza, che potrebbero usarla come palestra. Quindi quando hanno sentito questa cosa erano molto, molto ben disposti verso questo nostro progetto. Adesso tutto, dopo 25 anni, è in mano a Roma, non voglio dire altro, non voglio spoilerare, però ecco, la luce in fondo al tunnel iniziamo a vederla. Vi diremo di più nel proseguo e quest'anno sapremo con più precisione dove, come, quando. E quando spero il prima possibile, vero Roberto? Però ecco, è una cosa che, come dicevo prima, se hai la caparbietà, se hai la determinazione, se hai la forza e lo spirito giusto, le cose che sembrano impossibili si possono raggiungere. Roberto, un dettaglio veloce, poi restituiamo la linea anche su un'altra attività che vi vede coinvolti assieme al Comune di Trieste, cioè il battiscafo Trieste. Con l'assessore Rossi si è arrivati, diciamo, alla realizzazione di questa riproduzione del battiscafo Trieste, che poi sarà esposto al Museo del Mare in Portovecchio. Noi siamo qua a 2 passi dal Magazzino 26, che sarà la sede del nuovo Museo del Mare, che è un'altra chicca che, diciamo, a livello culturale, a livello espositivo, arricchirà il patrimonio culturale triestino. Allora, innanzitutto permettimi di correggerti, ma non sarà messo il Museo del Mare, ma sarà messo il Museo di Enriquez. Scusa, ha ragione, colpa mia. No, più che altro perché l'assessore Rossi in realtà, attraverso l'operazione del battiscafo Trieste, ha in mente un'opera molto più importante di riqualificazione proprio del museo stesso. Il battiscafo sarà la prima tappa di questa operazione. Per noi oltremodo è una questione proprio di orgoglio quello di partecipare a questa operazione, anche perché già nel 2020 ne parlammo con il nostro sindaco di questa cosa, dopo che nel 2019 contattammo inizialmente il Museo della Marina Militare degli Stati Uniti a Washington, perché la nostra idea era nel 2020 di portare il battiscafo in occasione del suo 60° anno dalla immersione nella fossa delle Marianne. Purtroppo nel 2020 sappiamo che cosa è successo, il tutto si è bloccato e l'anno scorso a marzo l'assessore ci convoca e ci dice: ma è possibile vedere di rimettere in moto questo progetto? E detto fatto, è stata rimessa in moto una squadra alla quale partecipano personaggi illustri come il dottore Lupka, come Alessio Fabbricatore, come l'ingegnere Marinò e anche tanti altri, e quindi questa operazione porterà di nuovo ad avere disponibile un simbolo della nostra
nostra città, un simbolo internazionale, perché l'amore che noi abbiamo nei confronti del battiscafo Trieste nasce per esempio dal fatto che anni fa in un mio viaggio arrivai a San Francisco e nel caffè Trieste subito dietro vidi l'immagine del battiscafo Trieste. Dissi: ma è come possibile che a San Francisco ci sia questa immagine e noi di Trieste non l'abbiamo? E da questo è nato poi questo amore viscerale proprio, tanto che, come dice giustamente l'assessore, ormai siamo quasi in una sindrome da battiscafomania, perché tutti quelli con i quali diciamo così, ci interfacciamo sia a livello istituzionale che a livello di sponsorizzazione hanno dato la massima disponibilità, e poter portare il battiscafo nella sua sede, nella sua città naturale, Trieste, sarà una cosa che può essere molto utile anche come simbolo per eventuali altre esposizioni a livello internazionale, perché esatto, anche perché poi tra l'altro il battiscafo noi vorremmo che fosse smontabile per poterlo eventualmente utilizzare come simbolo della nostra città, visto quello che effettivamente racchiude. Allora Gianluca, io vi restituisco la linea, poi ci risentiremo ancora per un collegamento, mentre piano piano torniamo alla base. A voi. Grazie Bernardo, a te e ai tuoi ospiti. Allora, torniamo alla politica, perché... No, vuole non era commentare? brutto questo, No, ma se vuole... Era molto perché, interessante. Poi è interessante perché Giorgio Rossi va in missione da solo a Bergamo, fa le cose... Ma è una parte della valorizzazione di Trieste, infatti, della narrazione. No, ma è bello su retroscena, no? Pare che abbia contattato questa società che costruisce sommergibili, quindi tramite questo cantiere si potrebbe ricreare una perfetta copia del battiscafo Trieste e riportarlo qua a Trieste, quindi insomma un bel... Siamo fatti di simboli, questo è un simbolo. Sì, Trieste ha tanti simboli effettivamente. Allora, ma secondo lei si sta muovendo qualcosa, secondo lei, anche a livello comunale per quanto riguarda questa crisi del Friuli Venezia Giulia nella maggioranza di centrodestra? Perché tutti hanno detto la loro, tutti sono intervenuti ovviamente, però a livello di consiglio comunale nessuno si è ancora espresso. Per carità, a livello regionale la cosa, però non so, magari a volte compagni di partito interloquiscono diciamo tra di che loro. sotto le ceneri c'è il fuoco, quindi insomma sicuramente questo riguarderà anche il livello comunale. Ora non credo che... C'è questa spaccatura che c'è stata, che poi adesso stanno tentando di ricucire, potrebbe avere un riverbero anche sui consiglieri comunali dei vari comuni del territorio, insomma. Ma non va escluso questo, perché noi sappiamo bene che a livello nazionale come a livello appunto regionale, come si vede molto bene, e quindi anche in altre sedi all'interno della maggioranza convivono forze che hanno interessi anche elettorali diversi, hanno interessi elettorali e visioni diverse, perché la visione sulla sanità espressa in questi giorni dal ministro Ciriani coincide con la nostra, cioè nel senso di dire che sulla sanità c'è un grosso nodo che Riccardi tenta di coprire, di negare, finanche il presidente Fedriga l'ha negato anche in questa sede più volte, però esiste, cioè è un elemento che i cittadini quotidianamente affrontano: le liste d'attesa, mancano i medici di famiglia, c'è la fuga del personale, chi può va a curarsi in Veneto, quindi tutti questi sono elementi che noi viviamo, no? C'è una situazione anche dei lavoratori del comparto della sanità che è molto difficile, fanno degli enormi sacrifici per mantenere i turni, ci sono moltissime ore di appunto lavoro aggiuntivo, straordinario, persone richiamate in turno per coprirlo, quindi insomma è evidente che su questo ci sono visioni, spaccature diverse. Poi difficile dire in questa fase, può essere che questo porti anche a un cambio dell'assessore regionale, al momento insomma tutte le strade sono aperte, è possibile però anche che, non si può escludere, insomma non lo escludo, che abbia anche poi una connessione col Consiglio Comunale di Trieste. Questo fa parte sempre un po' degli equilibri interni, no? Delle maggioranze, che hanno momenti in cui un partito è più forte e momenti in cui uno è più debole, quindi si tira la coperta finché la coperta si spezza, insomma la corda si spezza a un certo punto, quindi, però può essere che invece facciano una ricucitura che si vedrà, perché comunque da questa crisi, dobbiamo dirlo con chiarezza, Fedriga non uscirà più forte, questo è sicuramente vero. Se ne esce in qualche modo ne uscirà indebolito, e ne uscirà indebolito il governo regionale. Se invece la corda si spezza e lui decidesse di anticipare la fine della legislatura, si andrà al voto, però a quel punto non credo che non ci sarà più la compattezza della maggioranza, ma ci saranno altri equilibri.
Vedremo, è veramente presto per dirlo. Allora, sentiamo cosa chiedono al telefono. Pronto? Ah, pronto, buongiorno. 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 No, una domanda, no? Cioè, anzi, due domande, questa l'ho sentita da qualche parte. Se mettiamo Fedriga non viene rieletto perché per via del terzo mandato, o anche per esempio quello di Napoli, quello del Campano, no? E venisse fatto un presidente e poi Fedriga viene fatto vicepresidente. A questo punto il presidente a un certo punto si dimette e il vicepresidente prende il potere. Questo è possibile, cioè è legale? Prima domanda. Seconda domanda, per quanto riguarda la sanità, siamo sempre lì, no? Cioè chiaramente la coperta è corta. Perché? Perché abbiamo un numero di persone che vengono da diversi paesi che non sono certamente l'Europa, diciamo a parte Francia, Inghilterra, Italia, dove in effetti c'è una specializzazione medica, vengono da paesi dell'est e chiaramente vengono a ingolfare tutto quello che è una struttura che una volta magari accettava 10, oggi deve accettarne 100. A questo punto ci sono due soluzioni: o io alzo le tasse, cioè non pago più 36 euro quando vado in ospedale, oppure cosa faccio? Cioè, il discorso è molto semplice: o limito il numero di persone che entrano in Europa, che entrano in Italia. Perché? Perché abbiamo una sovrappopolazione, un sovraffollamento che va a riempire quel settore, che è un settore che nonostante tutto funziona. Cioè è chiaro che io magari ricevo un incontro per una visita fra 6 mesi, poi magari chiamo il giorno dopo e si apre 15 giorni dopo, insomma ecco la possibilità di fare la visita. Però quello che è di base è questa sovrappopolazione che comunque viene da paesi che non sono capaci, che non hanno la specializzazione dell'Italia, e questo viene a ingolfare chiaramente il sistema sanitario. E come dicevo, per ovviare cosa facciamo? Aumentiamo il ticket, aumentiamo le tasse, o se no dobbiamo limitare chiaramente il numero di persone che hanno accesso. Ecco, diciamo su questi due temi. Un primo, che così volevo capire cosa poteva dire la vostra ospite riguardo il fatto di mettere un presidente e poi fare un vicepresidente, quello che non riesce a fare il terzo mandato, il vicepresidente si dimette, il vicepresidente diventa presidente. Ecco, risolta la soluzione. E poi il discorso della sanità. Grazie per il suo quesito, buongiorno. Rispondiamo prima della pubblicità. Sì, allora, nel caso in cui Fedriga non avesse il terzo mandato, cosa oggi molto probabile, e si candidasse un altro presidente, questo è il punto, no? Lui potrebbe fare il vicepresidente, ammesso che un presidente di regione dopo 10 anni da governatore di una regione accetti di fare il vicepresidente, no? Che è comunque una diminuzione. Però resta in carica il presidente, cioè nel senso che il vicepresidente può subentrare per una fase transitoria, ma se il presidente si dimette cade la giunta e si va al voto, quindi non c'è questa opzione, almeno che io sappia non c'è questa opzione che veniva illustrata. Non legherei il tema della sanità all'immigrazione, nel senso che la questione della sanità è una questione che ha delle radici profonde che si trovano nella complessità e anche nel cambio di società che noi abbiamo davanti, quindi ci sono più persone anziane, più persone che arrivano agli 80 e 90 anni, quindi c'è bisogno di una diversa presa in carico che il sistema attuale non riesce a garantire, ma anche non vengono date delle risposte a delle domande puntuali. Cioè quando noi in Consiglio regionale presentiamo delle proposte per aiutare l'assessore e i cittadini soprattutto a uscire da questa situazione, diciamo per esempio i professionisti abbiano un incentivo per restare a lavorare nelle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia, e questo viene bocciato, cioè non c'entra niente con l'immigrazione, c'entra piuttosto col fatto che di fatto questa giunta sta puntando molto di più sul privato e molto di meno sul pubblico. Cioè è come se c'è un'idea di fondo che è politica, e cioè che il privato
deve prendere sempre più piede per sopperire alle esigenze e anche a quello che il pubblico non riesce a fare. Noi non siamo contro il privato, cioè il privato va anche usato, cioè può essere, il pubblico dovrebbe dire questo lo fa il privato perché è più costoso, questo lo può fare il privato, ma bisogna che ci sia un'organizzazione. Al momento questo non c'è, noi abbiamo semplicemente il fatto che una parte delle cure vengono semplicemente delegate al privato perché è più comodo, il pubblico fa fatica a garantirlo, ma non c'è un'organizzazione precisa su questo. E questo è un elemento di differenza tra la sinistra e la destra, tra la concezione che ha la parte che governa e noi che facciamo l'opposizione, e abbiamo proposto e proponiamo spesso delle soluzioni concrete che però non vengono adottate. Allora, c'è una pausa pubblicitaria, l'ultima, quindi ci fermiamo qualche minuto, poi torniamo insieme a Caterina Conti e al nostro Bernardo Gulotta, onnipresente in mare oggi, fra poco allora. Segretaria regionale del Partito Democratico, e di Bernardo Gulotta in esterna. Allora facciamo così, chiedo a Bernardo se mi aspetta un minuto, così faccio parlare Conti anche di questa cosa. Referendum 8 e 9 giugno, e lei voleva ricordare appunto l'appuntamento. Sì, lo voglio ricordare perché è un appuntamento importante e anzi ringrazio per lo spazio che ho per poterne parlare, perché tutti i cittadini e le cittadine sono chiamati ad andare a votare su questi 5 quesiti che riguardano il lavoro e la cittadinanza. Il lavoro che deve essere più sicuro, meno appaltato, e deve essere più difficile licenziare per garantire alle persone una stabilità di vita, ma noi sappiamo che c'è anche un grande problema sul lavoro sicuro, perché molto spesso, insomma ne date anche voi spazio, avvengono purtroppo degli incidenti, c'è una catena di appalto e subappalto che spesso sul tema della sicurezza fa grande fatica, e quindi il mio invito è ovviamente a tutti di ricordarsi di andare a votare l'8 e il 9 giugno, votare è un diritto e un dovere, esprimere la propria opinione. Sono rimasta veramente basita quando ho sentito che il Presidente della Regione ha detto che non andrà a votare e chiede a tutti di non farlo, perché chi rappresenta le istituzioni deve sempre ricordarsi invece che andare a votare è importante, ed è importante anche dare un buon segnale da questo punto di vista, perché ne va della credibilità delle istituzioni e della rappresentanza. Il tema del lavoro è un tema importante, questi quesiti sono, il referendum è portato avanti dalla CGIL. Come Partito Democratico abbiamo una posizione chiara per dire 5 sì a questi 5 referendum, poi ci sono, diciamo, le solite valutazioni personali, però la posizione del Partito Democratico è andate a votare, andiamo a votare per dare al lavoro più sicurezza, più garanzie, per dare ai lavoratori garanzie e sicurezze per poter lavorare, tornare a casa, portare a casa una paga dignitosa e non essere sfruttati. C'è un quinto quesito relativo alla cittadinanza, oggi ne parleremo in un'iniziativa del Partito Democratico di Trieste al Teatro dei Fabbri alle 18, per chi volesse venire, che è quello che riguarda la cittadinanza a tutti quei giovani soprattutto che nascono e crescono in Italia ma che non hanno ancora avuto la cittadinanza italiana, perché c'è una burocrazia molto lunga che richiede anni e anni di attesa. Stamattina sentivo l'intervista di una ragazza che diceva: ho 26 anni, ho sempre vissuto in Italia, sono andata a scuola qui, lavoro qui, però non sono mai andata a votare perché ancora non ho avuto il diritto, quindi il diritto di farlo, non sono ancora cittadina italiana dopo tanti anni. Per la legge si può fare la richiesta dopo 10 anni, esatto, no? Di residenza, 10 anni, dal compimento della maggiore età. Esatto, con dei criteri, no? La lingua italiana, una buona padronanza, una residenza, non avere procedimenti penali a carico, quindi insomma essersi comportati bene, però poi il tempo che va dal deposito della domanda a quando questa domanda viene accolta è veramente molto molto lungo e si allunga sempre di più, e quindi con questo referendum, con questo quesito, e votando sì, si può diminuire il tempo di attesa. Grazie a Bernardo allora per l'attesa sua invece, che gli cedo la linea per un ultimo collegamento.
Bernardo, ti cedo la linea per il tuo ultimo collegamento e con la presente ne approfitto per ringraziare anch'io i tuoi ospiti che ci hanno portati con il gommone in giro per il Golfo da Piazza Unità a Porto Vecchio. A te la linea. Sì, grazie. Noi dicevamo che stiamo chiacchierando rispetto allo yacht ormai che fa parte del contesto marino del Golfo di Trieste, che non fa parte di Mare Nord-Est, ma ormai è parte, diciamo, dell'arredo, diciamo così. Siamo alle battute finali anche in questi collegamenti per riepilogare l'appuntamento di questo fine settimana di Mare Nord-Est. Il fulcro sarà in Piazza Unità dal 23 al 25, da venerdì a domenica, con tanti approfondimenti, spazio anche per i laboratori per i più piccoli, gli sportivi, la cultura, gli appuntamenti che vogliono divulgare le buone pratiche di sostenibilità del mare. Quindi Edoardo, un riassunto per invitare tutti a Mare Nord-Est, e poi anche i ringraziamenti, Roberto, per chi dietro le quinte lavora, si sta spendendo, lavora tutto l'anno poi per 3 giorni molto densi. Bene, che dire, non potete mancare, perché una cosa che non abbiamo detto in questo tempo è stata che venerdì sera, verso le 7, ci sarà uno spettacolo di danza moderna ispirato al mare. Ecco, questa è un'altra faccia del lato di cultura di Mare Nord-Est. Io vi esorto a passare, venite a trovarci, se avete delle domande saremo lì pronti a rispondervi. Abbiamo tante belle cose da farvi vedere, da farvi conoscere, non solo della nostra città, ma del mare tutto tondo. Quindi io vi aspetto, voi venite. Roberto, come dicevo prima, siete in tanti a lavorare, sono molte persone che oggi non vediamo, qui diciamo abbiamo affrontato anche grazie all'ospitalità di questo gommone voi e noi per poterne parlare, però insomma c'è chi si spende dietro le quinte. Certo, e in conclusione, ed è correttissimo, i ringraziamenti vanno al nostro staff, è composto, ci tendiamo tanto a dirlo, esclusivamente al femminile, quindi i nostri ringraziamenti vanno alla nostra CEO Tiziana Tassan, a Monica Rana, e ad Elena Piccoli e a Manuela Rizzo, che durante tutto l'anno, come hai detto tu, si spendono per la realizzazione di questo evento che dura 3 giorni ma che richiede veramente un impegno importantissimo. Un altro ringraziamento va anche alla nostra Giulia Venus, che si occupa del segreterio organizzativo, e a tutti quelli che collaborano a diverso titolo a Mare Nord-Est. Vi aspettiamo numerosi e viva il mare! Noi stiamo tornando, diciamo, alla base. Gianluca, se avete domande siamo a disposizione, altrimenti vi restituisco la linea. Grazie Bernardo, abbiamo apprezzato anche noi dallo studio, anche Caterina Conti, i vostri collegamenti, complimenti a tutti voi anche per averci spiegato molto bene la rassegna di Mare Nord-Est. Grazie Bernardo, e insomma dai, sono belli, segretaria, questi eventi che colorano la città di Trieste, che è una città ricca di opportunità e di avvenimenti durante tutto l'anno, no? Sì, molto. Le immagini sono bellissime, devo dire, vedere la Sacchetta dal mare è sempre uno spettacolo. Siamo abituati a vederli dalle rive, magari uno fa una passeggiata, io conosco bene quella zona, però vederlo così è ancora più bello. Sì, ci sono tante iniziative, devo dire, anche Piazza Unità è stata animata lo scorso weekend dal Festival del Giornalismo, ci sono cose insomma molto interessanti, e devo dire che Trieste dal punto di vista culturale è molto ricca, c'è un'offerta molto variegata, e poi il tema del mare è un tema fondamentale per Trieste, quindi qualsiasi articolazione dalla barcolana a questo insomma è qualcosa che ci lega fortemente alla città e anche a una cultura marina che è molto forte. E certo si pone anche sempre di più negli ultimi anni, devo dire, un problema relativo alla vivibilità di Trieste. Non sono queste le occasioni che la rendono invivibile assolutamente, però devo dire che negli ultimi tempi, insomma sicuramente negli ultimi 2 anni, 3 anni, assistiamo a un boom turistico che è molto forte a Trieste, che tante volte, come è successo qualche settimana fa, congestiona il traffico, che è molto disorganizzato, e rende un po' invivibile la città per chi insomma ci vive tutto l'anno come noi. Quindi su questo io mi aspetto che la Giunta faccia delle proposte, la Giunta comunale faccia delle proposte di risoluzione. Ho sentito una idea di spingere i turisti a parcheggiare nelle aree più periferiche della città, e mi sembra una buona soluzione, perché
perché i turisti non hanno necessità di parcheggiare in Piazza Unità o sulle rive per forza, possono allungarsi un pochino come facciamo noi quando andiamo a visitare le grandi città. Nessuno di noi, no? Credo, parcheggia a Piazza Venezia a Trieste o a Piazza del Duomo a Milano, quindi bisogna che però chi ha la responsabilità di governo della città faccia una pianificazione più precisa, perché altrimenti da aprile, marzo fino a novembre sostanzialmente la città diventa veramente un caos e questo ne va della qualità della nostra vita e della nostra quotidianità, e io penso invece che ci sia anche un diritto di chi vive qua a vivere bene. Trieste ha sempre avuto una buona qualità di vita, negli ultimi anni non è così, abbiamo visto che insomma, a parte i problemi del traffico e di un turismo qualche volta impazzito, c'è un grande problema che riguarda l'economia e l'industria, nella nostra città in particolare, con le tante crisi aziendali che stanno colpendo il territorio, il tessuto e che lo impoveriscono, perché una città non può vivere solo di turismo, ha bisogno anche di lavoro in tutto il comparto manufatturiero, artigianale sta andando sempre peggio, insomma, dalla crisi della Varsila, la Flex e la Tirso che citavamo prima, ci sono tante famiglie e tutto l'indotto che poi vanno in grandi difficoltà, per cui Flex 350 lavoratori, Tirso moltissime lavoratrici che adesso si trovano spiazzate senza sapere cosa sarà di loro, quindi esprimiamo la vicinanza ai lavoratori, però anche l'impegno nelle istituzioni per coloro che hanno responsabilità di governo per adoperarsi a risolvere queste crisi che poi vanno a depauperare, a rendere più povero il nostro tessuto produttivo e quindi il nostro tessuto sociale. Vado al telefono, pronto? Buongiorno a voi. Ecco, buongiorno. Prima invece che fare il referendum, che penso sarà un flop, io lo penso così, poi vedremo, speriamo di no, ma insomma boh. E non si poteva già in Parlamento cancellare le leggi che voi con Renzi avete fatto col Job Act e con l'articolo 18? Non si poteva cancellarle in Parlamento senza dover spendere 350 milioni di euro per il referendum? Poi volevo sapere, dato che ogni giorno leggo sul giornale di furti, vabbè, a parte questo, ma ieri c'è stato l'ennesima battaglia fra extracomunitari, ragazzi minorenni in piazza Venezia. E dico, siccome quella destra vedo che non sta facendo niente o poco, vi domando voi cosa state facendo o farete per calmare questi ragazzini che vanno in giro spaccando e facendo discussioni. Ecco, sarebbe allertare chi li sta dirigendo, dove sono ospitati e chi li istruisce, di dire basta, no? Basta a queste baruffe che fanno. E domando, se la destra non fa, perché la sinistra non interviene? Grazie, buongiorno. Buongiorno, grazie, prego. Ma Conti. sui referendum io spero invece che si raggiunga il quorum, come ha detto anche lui, cioè spero che si raggiunga una percentuale di votanti sufficiente per prendere una direzione. Alcune parti del cosiddetto Jobs Act di Renzi, parliamo di 10 anni fa, poi lui ha cambiato partito, tutte le vicende che conosciamo, e sono state già demolite da alcune sentenze della consulta, però questi referendum li vanno ad abrogare ancora di più queste parti, e quindi insomma è importante che tutti vadano a votare. Noi abbiamo sollevato più volte invece la questione della mancata inclusione e delle difficoltà che hanno soprattutto i giovani a Trieste, ma non soltanto, a integrarsi e a comportarsi secondo le nostre regole, però chi sta al governo deve rispondere, cioè noi siamo da 7 anni con un governo Fedriga, con un governo di piazza che dura ormai da 15 anni, quindi se le cose stanno andando male non bisogna rivolgersi a noi che siamo all'opposizione, che facciamo delle proposte, e anche su questo dell'inclusione sociale abbiamo fatto delle proposte. Una l'abbiamo fatta l'altra settimana, ad esempio nelle scuole c'è bisogno di una presenza esterna dello psicologo scolastico sempre di più, perché le situazioni di difficoltà che gli insegnanti non soltanto si trovano ad affrontare sono ormai arrivate a un livello di complessità molto grave, cioè non si parla solo di fare entrare i servizi sociali tante volte, ma proprio di famiglie che fanno difficoltà a tenere i propri figli con situazioni veramente molto complicate. La figura dello psicologo scolastico, dei percorsi che aiutino i ragazzi nell'inclusione sociale
possono essere delle soluzioni. Poi c'è la delinquenza. Cioè non è che tutto è derivato dal fatto che sono ragazzi magari non nati o non nati qua, insomma tanti ragazzi nati o cresciuti qua anche da genitori stranieri si comportano bene. Ci sono i delinquenti come sempre, quindi è un problema di ordine pubblico, è un problema di educazione e sicuramente che ci fa percepire una città meno sicura. Leggevo stamattina sul giornale peraltro che sono stati... Un'altra auto è stata incendiata stanotte, quindi c'è un problema di vandalismo. Ecco, una volta si chiamava vandalismo, cioè quelli che spaccano tutto, che distruggono le cose, e purtroppo ci sono dei rioni particolarmente colpiti, ma Trieste è una città che risente in questa fase molto di queste difficoltà e la sola repressione non basta. Cioè la repressione è importante perché quando si arriva a commettere un reato è giusto ed è doveroso che intervengano le forze dell'ordine, che vanno sempre ringraziate per il lavoro che fanno, che è un lavoro difficile e con grande professionalità affrontano delle situazioni di difficile gestione. Però va fatta anche tutta la parte di prevenzione e questo spetta alle istituzioni, ai comuni, alle scuole che devono essere dotate di strumenti che consentano loro di intervenire prima. Ormai nelle scuole si fa tanta educazione civica, si fa interventi con le forze dell'ordine, si fa educazione alla cittadinanza, quindi tutto questo viene fatto, però evidentemente non è ancora sufficiente perché ci sono dei soggetti che poi si riuniscono in queste bande, come vogliamo chiamarle, baby gang, per delinquere e insomma gli effetti sono deleteri. Che bilancio hanno avuto le zone rosse secondo lei? Ma nessun bilancio, nel senso che mi sembra che non siano riuscite a calmare la situazione. I presidi, abbiamo visto, erano soprattutto diurni, però persiste un problema di percezione di insicurezza e non solo, per cui la risposta è insufficiente davanti ai problemi che ci sono. Un'altra telefonata, facciamo in tempo ad ascoltarla. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Nino. Buongiorno. Ah Nino, buongiorno. Guardi, sono 40 minuti che cerco di parlare con la segretaria del vostro partito. Mi dispiace perché, Nino. No, io ero in attesa, mi trova al bar. però vedevo che non parlava nessuno. Allora non so se qualcuno vuole o non vuole parlare con lei o lei non vuole parlare con gli altri. No, io parlo volentieri. Solo una cosa. Allora, non perda altro tempo Nino che è denaro. No. Allora, voi del Partito Democratico siete fortunati che vi danno un salvagente per galleggiare, ecco. Questo è uno. Secondo, referendum, fate tanto questo propaganda per il referendum. Dove eravate nel referendum per l'articolo 18? L'avete negato, avete detto alla gente di non andare a votare per l'articolo 18, quindi un peso e una misura. Dove siamo? Signora segretaria, dove siamo? Voi prendete spunto solamente dalle cose che non vanno, ma se voi eravate alla regione con 2 mandati di presidente e il vostro presidente andava bene, eri voi che avreste voluto il terzo mandato. D'accordo, va bene, io sono d'accordo con voi, è giusto che ogni volta venga qualcun altro. No? Sicuramente speriamo un'altra Serracchiani, perché questo è il problema. La sanità della Serracchiani, la signora Serracchiani, nessuno ne parla. Però questo qua purtroppo è un vostro neo, voi parlate sempre degli altri e andate avanti su quel salvagente che vi aiuta a galleggiare. Buona giornata signora segretaria. Grazie anche a lei. Nino, buongiorno. Facciamo in tempo a rispondere ovviamente, certo. No, salvagente forse serve a Bernardo Gullotta che era in mezzo al mare. Noi non abbiamo bisogno, ne facciamo opposizione perché siamo all'opposizione, perché abbiamo perso le elezioni, quindi non è che siamo all'opposizione per caso. Facciamo delle proposte, ho elencato alcune proposte sulla sanità, sull'inclusione sociale, sulle crisi che sono in atto e quindi in questo senso penso che stiamo facendo e svolgendo il nostro lavoro. Dopo 7 anni di governo Fedriga con casse no piene, strapiene, non si può ancora continuare a parlare del governo precedente di centrosinistra che comunque era durato 5 anni e adesso è da tempo che noi stiamo
raccogliendo le difficoltà della popolazione per quanto riguarda la sanità, e la risposta è molto semplice: c'è una chiara volontà di andare verso il privato e di tagliare la sanità pubblica. Noi siamo contrari a questo, ci opponiamo in tutte le forme garantite dalla Costituzione, previste dalla legge, e ovviamente facendo delle proposte in sede di aula consigliare regionale. Queste proposte spesso vengono bocciate, altre volte vengono ripescate dal cappello dopo qualche mese o dopo qualche anno, e pensiamo che la priorità sia il benessere dei cittadini, e per questo stiamo lavorando. Caterina Conti, segretaria regionale del Partito Democratico, grazie. E buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a tutti, grazie. Grazie per averci seguito in questa puntata di Sveglia Trieste, che qui si chiude. Prossimo appuntamento con le notizie, naturalmente nei telegiornali delle 13:20 e delle 19:30. Buon proseguimento.